Amici bellini, bellissimi, amici bellissimi che voi siete, che non siete altro. Chiedo scusa a Gio Pellecchia che stavo un po' offuscato, ma devo ringraziare perché in pre-live l'ottimo Caputo Francesco, da tifoso juventino come al solito, ci ha onorato di una sua donazione, quindi lo ringrazio. E siamo già, guarda Falco cosa mi dice. Guarda Falco cosa mi dice, l'ho quasi preso, eccolo, 10 like, siamo già a 100, quindi quelli straordinari siete voi che non lo sapete perché è difficile lasciare i like in una situazione del genere, ma voi avete capito, noi ci siamo capiti e quindi sappiamo che oramai abbiamo imparato che i like non sono per la squadra. C'è qualcuno che mi sta dicendo che è in silenzio, cioè da tifoso è in silenzio stampa, che non ce la fa a sentire, e sono varie reazioni che ogni tifoso ha e va bene tutto. Qualcuno dice ti lascio il like e me ne vado perché non ce la faccio. Io apprezzo tantissimo anche questo tipo di atteggiamento. È una situazione insomma un po' complicata, però come vedete io sono sereno, non so perché, forse sono rassegnato, forse sono sereno, forse ho capito delle cose chiedendo agli addetti ai lavori, chiedendo insomma in giro, insomma, visto che la situazione mi è vedi Martin, vedi Martin Humphreys col super sticker, non dice niente, ma io so cosa dice. Lui mi manda un caffè perché un amico, guardate pure il logo, notate il logo, quindi le prime due donazioni sono da un tifoso juventino e da un tifoso del Verona, di una straordinaria simpatia e sportività. Assolutamente, quindi ragazzi, si tifa Inter. No, è bello, è tutto da analizzare. Il derby, possiamo parlare del derby di Milano, alla grande, no? Hakimi, lancio lungo su Lukaku, fa qualsiasi cosa, pallone su Lautaro, gol. E tu dici, ok, i top player che ti risolvono la partita, la differenza che fa un top player pagato 60 milioni. Amore, un po' di bicarbonapoli presto. Buonasera Angela, buonasera Olimari, atalantini che arrivano, avete giocato meglio che con il Granada. Non sono in disaccordo, amico mio, questo Napoli ha mostrato qualcosina in più. Sicuramente. Poi è evidente che il valore dell'Atalanta è uscito fuori, vittoria meritata, e a noi sono usciti fuori tutti insieme tutti i problemi della stagione e li svisceriamo. Io non devo fare nemmeno un editoriale, il Napoli è in silenzio stampa e già con questo potremo chiudere tutto e spiegare la situazione. Vediamo un pochino, un attimo, ci sono delle comunicazioni di servizio comunicazioni di servizio sono importanti, quindi andiamo a salutare un po' di persone, dopodiché lo so, Checca, carissimo Checca, con la foto di Osimhen su Netflix ho dei consigli, ma tu adesso devi rimanere con noi, non te lo dico a fine live, c'è una cosa su Netflix molto interessante. Nello Marano, buonasera. Aniello Galdieri, buonasera. Facciamo un giro di saluti, ragazzi, poi dopo prendiamo le vostre domande. Stefano, Nicola 14, il Joker napoletano, Mariano De Maio, Matteo Fragnito, che ho visto ma ho cliccato sul dente avvelenato, Fabio Angelino, ABX, dopodiché Giuseppe Argento, boom, a faccia Lucas, grandissimi, 550, roba incredibile. Angelo, Raffaele, Vittorio, il Nightbot, Mut Nonsenso, Charles Bukowski, Daniele Calabrese, Giorgio Mele, Domenico Sellitto, Giancarlo Bocchetti, Francesco Russo, Massimo Selvaggio, Paolo Merenda, il Panino Salato, bellissimo il Panino Salato, Domenico Bianco, Davide Paolucci, Andy, Miklos, Ilario Assandri, Ecce Omo, Carlo, Gabriele Russo, Salvatore Caputo, Matteo Always, Fabio Versatile, Bepi Fox, Max di Napoli,
Gaetano Casale, Alessandro Fiore, Pasquale, Michael, Angela l'abbiamo salutata già, Falco, Felice Romano, Gennaro, Francesco Langella, King Smile, Checco, Marco, Yam. E allora su Yam, ho letto Yam, ma insomma cominciamo a leggere un pochino di messaggi, ragazzi miei. Messaggi, perché il messaggio poi mi permette, sono sempre i vostri spunti che mi permettono di fare delle considerazioni. Valerio, arrivati a questo punto e alla consapevolezza del non rinnovo di Gattuso a fine stagione, conviene proseguire con lui o gettare le basi già da ora per un nuovo progetto? Avete tutti ragione. Questa è proprio la live in cui secondo me avrete tutti ragione e darò ragione a tutti, perché tutti i presupposti ci sono per sbagliare di nuovo o per ricominciare. Capisco l'idea di gettare già le basi, il problema è che se lo chiami adesso molti di quei allenatori che magari su cui tu puoi contare non sono ancora disponibili, quindi quello, quando cacci Gattuso adesso, che è possibile, è plausibile e non sono neanche troppo in disaccordo, devi vedere chi è disponibile e magari chi è disponibile può fare un progetto come è stato con Gattuso l'anno scorso, che poi è un progetto che fallisce, questo è un altro paio di maniche. Oppure può essere solo uno che ti traghetta fino alla prossima stagione, perché bisogna fare tabula rasa, assoluta. Allora, il Granada ha perso 3-2 contro l'ultima in classifica, molto bene. Ma Petagna, conoscendo il gioco del Gasp, non sarebbe stato più adatto a questa partita? Amico mio, infortunato. Anche Petagna, infortunato. La conta degli infortunati, io ho perso la conta. Perché lo stesso Insigne col mal di schiena, ma era una questione di tempo. Dopodiché si fa male, voglio sapere se qualcuno sa le condizioni di Osimhen, molto male, si è fatto male anche lui. Insigne è entrato dopo, abbiamo recuperato Koulibaly, ma abbiamo recuperato malissimo, non mi sembrava proprio in grado di giocare. Gulam ci ha dimostrato il perché non può giocare più a pallone, Politano che la deve fare tutta, insomma, la situazione degli infortuni è catastrofica. Poi sulla situazione degli infortuni tu puoi dire un po' di sfortuna, puoi dire la gestione sbagliata da parte dell'allenatore, puoi dire la preparazione atletica, puoi dire i medici, puoi dire una serie di cose e tutti secondo me hanno ragione. Qua è qua che vi voglio. Attenzione, qua si sale in alto. Vedi che i tifosi del Napoli sono indietro in questo momento, perché alla prima donazione dello Juventino ha risposto alla donazione del Veronese e il Veronese insiste perché mi vuole un bene dell'anima e io voglio bene a lui, e alza proprio l'asticella. Io sono molto orgoglioso dei miei amici delle altre squadre quando sono così. Oltretutto lui dice proprio forza Napoli, cioè altro che il tifoso del Verona, quello là da come si dice, da pregiudizio, no? Lui dice proprio forza Napoli e forza Verona, dice abbiamo dei problemi, lo dice col plurale. Grazie mille Renato, grazie sempre mille, e ti ringraziano tutti gli ottimi straordinari mod che ci aiutano a tenere tutta la baracca in piedi, perché io senza i mod, ragazzi, sarei completamente perso. Fatemelo dire. Se Gattuso promette di non donare più, lo teniamo? Amico mio, le urla di Gattuso sono un tema che io ho affrontato dall'inizio della stagione, devo dire la verità, e credo che se io non le sopporto più, immagino un giocatore in campo come si senta pressato, la situazione è complicata. Il fatto è che lui anticipa proprio, non è che dice, finché tu stai richiamando nella fase di non, ascoltatemi bene, finché tu stai richiamando nella fase di non possesso un movimento che loro non fanno e gli stai dicendo occhio Elmas devi andare a chiudere là, va bene, magari sono loro che sono distratti, tu glielo richiami, ma quando siamo in possesso, che tu chiami tutti i passaggi, diventi anche prevedibile, perché se tu a Bakayoko già gli hai detto devi darlo a Matteo e a squadra avversaria se ti senti ti sentono pure loro e hanno chiuso tu, non c'è possibilità così. Quindi questa cosa qua io non la sopporto più, non l'ho mai sopportata. Serve una via di mezzo, perché Ancelotti che non dice niente nemmeno mi piaceva, perché i giocatori non sono in grado di avere sempre le letture da top player.
però nemmeno a parlare ogni 5 minuti perché questi giocatori non ce la fanno più, non ce la fanno più, si distraggono anche. Uno che ha giocato un minimo a pallone con un mister, non il calcetto, basta che tu hai giocato una partita a 11 con un allenatore, lo sai che è così. Luca Leardi, amico mio, lo so, anche io. Però io non lo so, forse perché ho voi, forse avendo la community io mi sento più tranquillo, che so che ne possiamo parlare, perché non avendo, cioè se non avessi voi probabilmente starei ancora più depresso, invece voi mi date forza. L'unico non infortunato è Starace, il magazziniere. A proposito, questo commento mi fa venire in mente una cosa proposta dall'amico Giuseppe Argento. Una nuova, non è una rubrichetta, ma è un'iniziativa. Guardate qua. Boom. Nome e cognome, cosa ci dice? Avrei preferito un'analisi del friarillo e di come si stacca dalla linea per andare ad attaccare la salsiccia. E poi la risposta, bravo. Che cos'è questo? Questo è un commento memorabellino. Lo capite? Cos'è il commento memorabellino? Perché in un momento storico dove il Napoli è così, no? Dove il Napoli ci fa intossicare, dove non ce la facciamo più, dove guardare la partita fa male, i commenti giustamente sono quello out, quello fa schifo, Serie C, allenatore, dirigenti, lo so, avete tutte le ragioni del mondo a sfogare. Ma se mi arrivano i commenti memorabellini, io li sottolineo, con l'aiuto dei mod li scegliamo e nelle varie live anche su Instagram, quindi seguitemi anche su Instagram perché li prenderò anche da lì. Seguite su Instagram commenti memorabellini che vengono alternati da una parte e dall'altra e almeno quando non riesco a leggervi dal vivo vi leggo così, e quindi vi ringrazio perché tenete alto il morale almeno nostro tra di noi. Lexawood, per l'ennesima volta abbiamo fatto 4 cambi in 3 slot. Sì, vabbè, questo è presto detto, non ci sono altri cambi, a meno che tu non decidi mettiamo anche qualche primavera dentro, ma purtroppo per come è andata la partita noi abbiamo tenuta anche un pochino in bilico, quindi io credo che Gattuso abbia pensato me la gioco, magari ammazzo e se metto non si fida dei primavera semplicemente, quindi li mette solamente se sta in vantaggio come ha fatto con Cioffi. E ringrazio Napoli Sono per la donazione, i tifosi del Napoli che cercano piano piano di raggiungere i tifosi dell'altra squadra. Bravo Tony, dico bene Tony? Mi pare che dico bene Tony. Se sbaglio il nome voi mi perdonerete. 200 è ben pagato per essere a 13 minuti di live, non è male, ma possiamo fare di più, siamo 353, quindi potremmo essere come minimo a 300 like, non dico 350 like, ma se ce lo avete da qualche parte nascosto, lasciate un like adesso, vediamo quanto riesce a saltare il numero. Da 200 arriviamo a 220, arriviamo a 230, se ve lo chiedo io proprio così, per la maglia, solo per la maglia. Un like per la maglia? Vediamo quanti ne possiamo avere così a richiesta, perché poi lo sapete, ci sono gli interventi di Saverio Solido, ci sono gli spottini, c'è un nuovo spottino. Amico mio, a quanto il basso? Il basso arriverà probabilmente a 500 like verso la fine della live, vediamo un pochino se ci arriviamo, se riusciamo ad arrivare a 500 like, ragazzi, secondo me con questo Napoli noi come community siamo quelli più straordinari che ci stanno sul web, poi mi possono dire quello che vogliono. Pigliatelo, vedi, grande, l'ho preso al volo anche tu. Io sono arrabbiato, non riusciamo a vincere più, The Gag, io non sono nemmeno più arrabbiato e questo è un problema. Attenzione a Lozano, Napoli Sono si è riabbonato se non sbaglio, quindi bentornato mi viene da dire, e facciamo un saluto, grazie Bepi, a Christian, io e lei e Aisha. Un saluto a voi amici bellini, grazie Bepi. E andiamo un pochino a vedere altri commenti. Carlo, buonasera e sempre Forza Napoli, saluti dalla Germania. Benissimo, questa è la bellezza poi della tribù, no? È una community tribale da tutte le parti del mondo. Non so più cosa dire del nostro Napoli, Laura, lo so, amica mia, lo so.
È difficile, ma noi l'abbiamo individuato piano piano, e mano a mano che mi fanno le domande chiave, ragazzi, escono tutte le motivazioni, e sono tutte da mettere insieme una dietro l'altra, una dietro l'altra, non c'è una sola verità, ce ne sono tante. Si fa dura sedersi davanti alla TV, Manuele, è vero, è proprio vero. Buonasera Extreme. Dobbiamo prendere urgentemente Spalletti. Ecco, probabilmente Spalletti, se accetta la cosa in corsa, rappresenta quel profilo di allenatore su cui tu puoi gettare le basi per l'anno dopo. Questo potrebbe essere, a meno che, cioè, se prendi Mazzarri probabilmente tu devi fare solo il traghettatore, ma Martin non ci sta. Vedi? Botta, cianfotta pure, attenzione, perché non vedo chi si è iscritto all'altra piattaforma, c'è un nome piccolino, ma purtroppo si accavallano le cose e Martin vince perché è donazione. Lukaku per Osimhen, amico mio, Lukaku è un top player finito, un top player che ha deciso il derby con la sua fisicità, con la sua accelerazione. Ti puoi appoggiare su di lui quando sei in difficoltà. Il discorso di Conte, allenatore di poche idee, se vogliamo, un allenatore che schiera gli stessi 11 quasi sempre e gli va anche bene, perché quando Gattuso dice all'Inter togliete Lukaku e Lautaro, è chiaro che avrebbero delle difficoltà importanti. Però alle volte sono anche le stagioni che ti devono andare bene, tu puoi andare avanti con 11 giocatori, magari i preparatori sono migliori, magari a mazzo non si infortunano, magari i top player sono anche quelli che si infortunano di meno. Diciamo anche questa cosa qua. Messi quante partite salta? Cristiano Ronaldo quante partite salta? De Bruyne quante partite salta? Ad un certo livello la tecnica ce l'hanno più o meno tutti, poi dipende cosa fa la differenza che ti fa top player: la continuità di prestazione e la continuità che non ti infortuni mai. Callecon non era un top player, ma aveva una continuità fisica, un'integrità che gli permetteva di non saltare nessuna. È importante, tutti questi sono tutti spunti importanti. A quanti like siamo arrivati dopo la mia richiesta? Chiedo. Peppone! Già ce l'abbiamo il nostro Cavani. Grande Peppone, grandissimo, benvenuto anche a te. Erberto. Ale, ma ne sento tante su Gattuso, ma che deve fare ancora per essere esonerato? Peggio di così, Napoli in caduta libera. Napoli in caduta libera, hai ragione. Io su Gattuso, lo sapete, gli attribuisco delle colpe che abbiamo analizzato poi bene nei vari live, nei vari incontri con i giornalisti e con l'approfondimento. Non so se questa squadra con un altro allenatore poteva far meglio, sinceramente, lo dico sinceramente. Poi la controprova non l'avremo mai, perché l'allenatore che arriva può fare meglio, perché può dare la scossa. Potrebbe fare meglio Gattuso perché magari recuperi qualche giocatore e i giocatori decidono di fare, oppure può andare anche peggio, perché alla fine vengono fuori i limiti di questa squadra, come sempre. Ricordiamo quando entra Gattuso post Ancelotti, le prime partite sono uno sperpetuo, sono sconfitte nette, Gattuso non ci stava capendo niente. Dopodiché ci mettiamo là, operai, vinciamo anche delle partite da piccola squadra, no? Difendendoci e andando in contropiede. E vediamo un po'. Spunto giornalistico. Vale, Gianluca Di Marzio ci è andato giù pesante, ha detto testuali parole: sono adulti vaccinati e ben pagati e non esiste che non ci vengano a spiegare quello che sta succedendo. Classica reazione da parte dei media che non sopportano, non accettano il silenzio stampa. Noi da tifosi, anche noi non lo sopportiamo. Diciamo anche che le ultime conferenze stampa di Gattuso, dove le domande non sono all'altezza, dove tu dici ma allora la società, se le domande sono sempre quelle tra il rapporto societario, il veleno eccetera eccetera, è chiaro anche che sono cose che lasciano il tempo che trovano. Quindi che cosa avrebbe detto Gattuso stasera? Che è stato bene non prendere gol nel primo tempo? Lasciava il tempo che trovava anche lui. Guarda Baby Fox, ma è semplicemente un rinnovo. Caputo Francesco ci chiede: ma non era Ringo Starr? Caputo, da Juventino ti rispondi
tu non posso dire da Juventino ti rispondo, verso lo Juventino rispondo, sono le classiche uscite di ADL che quando parte con un progetto fa le sue uscite cinematografiche e poi non c'è la sostanza sotto, perché senza la sostanza tu puoi chiamare a Ringo Starr, puoi chiamare a John Paul Jones, puoi chiamare a John Bonham e puoi chiamare a Paul McCartney, non cambia niente. Buonasera Marat, ti ho visto. Speriamo che Osimhen sia il Lozano del primo anno. Ottimo spunto, speriamo bene. Oggi ho visto tanta lotta, alcune cose non convincentissime, sempre nel controllo, però ripeto sempre che questo lavoro spalle alla porta è un lavoro che lui non fa ancora bene, è un giocatore che va lanciato in profondità. Con l'Atalanta lui si è provato, avete notato, si è provato a prendere spazio anche sull'esterno per cercare di sfuggire dalla marcatura asfissiante di Romero, ci è riuscito, non gli sono arrivati palloni ottimi. Nel primo tempo un paio di occasioni l'ha avuto e l'ho visto ancora un po' macchinoso nella corsa, un'occasione di testa l'ha avuto, certi movimenti comunque li sta facendo, in un Napoli dove tutto andrebbe bene, in un Napoli andasse bene, se si chiesse tutta cosa buona, probabilmente Osimhen renderebbe di più, quindi era da congiuntivo, sì, se in un Napoli che signora, un paio di congiuntivi da questa parte, via. E mentre io penso ai congiuntivi, credo che dobbiamo lanciare il primo inviato, via. Amici belli, si è purgato, ora voi vedete tutto il bianco, no? Si è purgato, guardate, non è più scopa e paletta, è proprio una cosa professionale, quindi al lavoro, voi vi divertite e io al lavoro. Che così. Non si può fare altrimenti se ne cade proprio il tetto in testa. È una di quelle cose che i like manco bastano, vi dovreste iscrivere al canale. Se vi iscrivete al canale io mi trasferisco ai tropici e facciamo prima, perché altrimenti così non si può andare avanti. Assolutamente. Vai, iscrivetevi al canale. Vedi che succede? L'inviato e si accavallano le cose, incredibile. Gli amici bellini napoletani stanno rispondendo agli amici bellini delle altre squadre. Lino Bailo, un saluto a tutti gli amici bellini, grazie Lino, sempre presente, la tua è continuità vera, tu sei il Cagliecon di questo canale, veramente una continuità straordinaria. E poi non me lo sono perso, addirittura è proprio Giuseppe Argento, stasera i like corrono più di Lozano, grandi amici bellini, we love Saverio, vedi? Gattuso esonerato stasera, è probabile Giovanni, dico alle volte magari il silenzio stampa proprio perché sarebbe arrivata la domanda ti senti esonerato, credi che, allora probabilmente hanno voluto evitare speculazioni. Tutto dipende, amico mio, dal fatto se abbiamo già pronto il sostituto, perché come sai oggi è domenica, domani quindi è martedì prossimo dobbiamo giocare con il Granada, quindi è difficile far entrare uno e preparare le partite. Ora la situazione di classifica in campionato è complicata perché la Lazio ha vinto, hai fatto vincere l'Atalanta, quindi sei stato scavalcato, hai distrutto quel vantaggio che avevi nell'aver vinto all'andata e dipende dalla Roma stasera. A proposito, teniamo un occhio sulla Roma, voi mi terrete aggiornati, ma insomma purtroppo il quadro chiaro che vi avevo detto fin dall'inizio è che il Napoli doveva lottarsela solo ed esclusivamente contro Roma, Atalanta e Lazio, in questo momento ci vede soccombere sotto tutti i punti di vista perché ci allontaniamo dalla classifica. È chiaro, c'è la partita da recuperare con la Juve, ma quella arriverà dopo. Se arriva dopo, quando hai accumulato svantaggio, diventa troppo complicato, quindi io direi di metterci una pietra sopra, ragazzi. Non credo alla possibilità che il Napoli possa improvvisamente sterzare e fare il filotto, perché abbiamo visto che ogni 3 partite ne perdi una, proprio da numeri, e quindi purtroppo con tutte le attenuanti e gli alibi, ma i numeri sono quelli, e quindi la Champions League scordiamocela, vediamo di entrare in Europa League, vediamo di onorare l'impegno in Europa al ritorno, non è facile ma va onorato. La Coppa Italia siamo usciti, andare avanti così. Direi che i giocatori debbano pensare
all'orgoglio, perché la gamba non la mettono perché hanno paura di infortunarsi, l'ecatombe generale, no? Allora state sicuri che la gamba non la mettono, che giocheranno per loro stessi, che non giocheranno per la squadra e giocheranno per fare la giocata che magari può essere vista dagli highlights. Questo è un altro tema, perché Fabian, ragazzi, la qualità ce l'ha, però lui cercherà sempre la giocata più vistosa, no? L'esterno, la tocca 2 volte poi per superare l'avversario, eccetera, eccetera. Il gioco ha un tocco, non è vistoso. Noi per apprezzare Jorginho abbiamo dovuto aspettare che lo vendessimo, capite? Se Fabian perde palla a centrocampo dopo aver fatto un giro, eccetera, eccetera, così, poi dopo qualcuno, rivedendo gli highlights, vedrà la posizione dei difensori, vedrà la bella giocata degli attaccanti avversari, vedrà se Meret era ben posizionato, ma pochi vedranno se Fabian all'inizio dell'azione ha perso palla, perché l'azione che porta al gol dell'Atalanta è Fabian che gli dà una palla sanguinosissima a Bakayoko, poi Bakayoko sbaglia l'appoggio, qualcuno parlerà di Bakayoko, qualcuno parlerà della chiusura di Ramani, qualcuno parlerà del portiere. Questo è il tema importante, che i giocatori adesso giocheranno solo per loro stessi, scordatevelo, poi ogni tanto qualche cosa per la maglia, di orgoglio, di amore per la città, ma scordatevi che questi giocatori si rompono le gambe per portare i 3 punti a casa. Scordatevelo completamente. Allora, Osimhen, Michu, no, non credo proprio, dobbiamo aspettare. Oltretutto lo stesso Michu oramai porta questa nominata, ma anche noi l'abbiamo visto poco. Questi giocatori non ci credono, sono indegni, grazie anche a DL e Giuntoli. Un ritorno di Sarri come la vedi? Gaetano, la vedo complicata per come ci siamo lasciati e per come alla fine si è creato poi l'ambiente, no? Intorno a Sarri. Qualcuno non lo vede di buon occhio, qualcuno lo rimpiange, ma attenzione ad Anonymous. Ho capito molto bene l'idea difensiva di Gattuso, ma davvero non capisco quella offensiva. Tu che sei sempre squisito nelle tue disamine tecniche, puoi darmi lumi? Io ho perennemente la sensazione di non pericolosità. Amico mio, è giusta la tua riflessione. All'inizio della stagione l'idea era strutturata attorno a Mertens. Nel momento in cui viene meno Mertens, viene meno tanto. Oggi, nello specifico, ho visto l'idea di sfruttare il lancio lungo verticale, ma non centrale, da parte dei 2 terzini che l'hanno fatto molto spesso. L'idea era quella. Lancio di Mario Rui verso Elmas, oppure Osimhen che faceva il taglio, lancio di Lorenzo verso Politano, oppure Osimhen che faceva il taglio, si porta appresso Romero, si crea un buco, e se Politano, Elmas e Osimhen riescono a mantenere la palla e a far salire gli inserimenti di Zielinski e uno tra Fabian e Bakayoko, lì c'è un problema perché Bakayoko non si inserisce, ma insomma si possono fare degli inserimenti, il taglio dall'altra parte dell'altra ala, potevamo essere pericolosi sotto questo punto di vista. Secondo me, come intuizione, l'idea era questa, non è riuscita. Il gol arriva da un inserimento centrale di Zielinski, buona intuizione di Politano in quell'assist a scavalcare. Perché l'Atalanta soffre l'inserimento degli altri seguendo ad uomo. Questo credo sia la cosa, però non siamo all'inizio, noi creavamo tanto, sbagliavamo tanti gol davanti alla porta, ma sono tante partite che creiamo pochissimo. Tutte le squadre che ci sono sopra hanno terzini più forti dei nostri. Per impostare dal basso hai bisogno di terzini di qualità. Sarri aveva gli stessi terzini, ma la squadra era messa meglio. E soprattutto non gli si chiedeva cose incredibili a quei terzini. Ricordiamoci però che con Yusai, c'era l'aiuto di Callecon, c'era l'aiuto di Albiol vicino e c'era l'aiuto di Jorginho e di Allan non ci dimentichiamo quelli che avevano a fianco. Sarri li aveva messi bene in campo. Ricordiamo che Ghulam era titolare inamovibile fino all'infortunio, dopodiché si è fatto necessità virtù con Mario Rui, aiutato da Insigne, aiutato da Koulibaly, aiutato da Jorginho ed Hamsik. Quindi si giocava da squadra, adesso si gioca più da singolo
che deve individuare. Tutte le altre squadre giocano più da singoli. Il Napoli è un esempio veramente il Napoli di Sarri era un esempio straordinario di gioco di squadra, tutto ad un tocco, sempre con un compagno vicino che si fa vedere per lo scarico. Ecco perché funzionava, ma funzionava perché lo facevi ad altissime velocità. Un pochino Gattuso ha provato, ma il ticchi tacca tocchi tecchi tacca ticchi tocchi tacca tacca, che piace tanto a qualcuno dirlo, se lo fai a basse velocità, non di prima, facendo sempre un tocco in più, non funziona, perché oramai tutti se lo sono imparati, ti pressano, ti fanno il primo pressing, e quindi non va bene. Non va bene così. Allora, chi vorresti se cacciano Gattuso? Al momento non saprei, veramente non saprei. Posso strizzare l'occhio ad un ritorno di Mazzarri, giusto però da come si dice, da traghettatore, non che si imposti poi il futuro su Mazzarri. Se purtroppo non c'è nessuno libero di quello che è il progetto futuro, serve un traghettatore qualsiasi, che può essere Reia, Montefusco, Mazzarri, uno qualsiasi che almeno trasmetta un po' di grinta, senza urlare però come urla Gattuso. Si può trasmettere grinta anche senza urlare ad ogni partita. È complicata, ragazzi, adesso è complicata. La società mandò via Sarri ed Ancelotti e non riesce a buttare via Gattuso. Come mai? Perché i sostituti, amico mio. I sostituti. Ricorda che Sarri non fu cacciato via, Sarri aveva deciso di andarsene, ricorda. Ancelotti fu cacciato via e c'era Gattuso libero, e quindi era un nome che poteva sostituire l'uscente. In questo momento credo che tutte le telefonate di ADL abbia trovato occupato, e quindi ecco perché non è riuscito, perché altrimenti probabilmente l'avrebbe esonerato prima, o si aspettava le famose dimissioni. Sono tutte situazioni di questo tipo. Donadoni mai nella vita, amico mio. Please don't, please not, please don't, please not. Buonasera amici bellini. Mio figlio Leo, 9 anni, dice: a dire la verità oggi il Napoli, anche con 12 infortunati, se l'è giocata comunque, soliti errori difensivi e individuali da polli. Ama il Napoli. Losco, tu hai fatto un lavoro straordinario su tuo figlio, ed io non ho parole, I'm impressed, sono impressionatissimo. È vero che se l'è giocata il Napoli, è vero. Il risultato è molto pesante, gli errori individuali difensivi ci sono e li analizziamo domani, perché è difficile per me in una situazione del genere essere lucido adesso e ricordarmi tutte le fasi di come sono arrivati i gol. Ricordo il gol di Zapata, no? Non può essere Mario Rui che va a contrasto con un Cristiano di quella... Cioè il pallone arriva morbido e Mario Rui non può intervenire di testa su... Lì bisogna vedere se tutto si può scalare, se qualcosa è stato fatto male prima. Siamo quasi a difesa schierata, Maksimovic non marca nessuno, ecco, bisogna fare un'analisi approfondita, e non mancherà, quindi iscrivetevi al canale se vi interessano le mie intuizioni, che poi io condisco con delle interviste verso gli addetti ai lavori, con gente che lo fa di mestiere, con gente proprio del calcio e giornalisti esperti, insieme alle mie intuizioni, che facciamo il post partita il giorno dopo, domani mattina alle 9, non mancate. Siamo in 484. Quanti like abbiamo? Giusto per chiedere, chiedo per un amico. L'idea di Gattuso non va bene, l'idea di gioco di Gattuso non va bene, gioco troppo difensivo, quasi catenaccio, con costruzione dal basso che porta solo a rischi e lanci lunghi in avanti a caso, sperando la palla arrivi a qualcuno. Pasquale, hai descritto esattamente la partita di oggi e il trend dell'ultimo periodo. Io mo ti spiego una cosa, che è sempre una mia intuizione, non è mai la verità. Gattuso ci ha provato a fare un gioco più offensivo e ci siamo anche riusciti all'inizio, dopodiché abbiamo perso delle certezze quando cominciavamo a prendere gol sulle imbucate eccetera eccetera, ci siamo piano piano abbassati, non so se per richiesta di Gattuso o per paura dei giocatori, ci siamo abbassati e abbiamo provato a fare un mezzo e mezzo tra quello che ci ha portato la Coppa Italia l'anno scorso, cioè difesa e contropiede, perché quello abbiamo fatto, perché quello potevamo fare nell'anno dell'ammutinamento, delle problematiche eccetera eccetera. Adesso c'è questo mezzo e mezzo, nel senso che coi passaggetti non arriviamo in porta
pericolosi mai, non ci arriviamo mai. Senza Lozano, con Osimhen ancora a mezzo servizio, pericolosi non lo siamo, e quindi stiamo provando ad essere almeno accorti in difesa per non prendere le imbucate centrali. Però comunque l'imbucata l'hai preso lo stesso, perché hai preso 4 gol oggi, 4 gol, e non sei neanche pericoloso in avanti perché non accorci, non riempi l'aria. Questo è il problema dell'ibrido. In metro a Londra e senza cuffie metto like e piango segretamente per questo Napoli alle corde come un pugile che non ci crede più. Tore, a Londra, mates, mind the gap mates, and let me know. Tra l'altro, Tore, ti dico che ho in programma un'intervista con un tifoso napoletano inglese. Cioè, vedi se è americano o inglese, forse, ma vi piacerà sicuramente. Vi piacerà sicuramente, è una cosa speciale che te la dedicherò. Ho paura che vengo quello che non nominate mai, Montella. Ecco. Questo è uno dei nomi che non si è fatto e che devo valutare, perché ha fatto delle cose buone all'inizio, poi dopo si è perso, va valutato. Quel doppio cambio durante il calcio d'angolo ha messo il punto all'esperienza di Gattuso. Bravo The Most Brain, io capisco sostituire Mario Rui con Ghoulam, perché su un calcio d'angolo stai aggiungendo fisicità, ma mettere a freddo 2 difensori su un calcio d'angolo, secondo me, è un errore tecnico grave, perché comunque a freddo Maksimovic, quello che vuoi tu, ma almeno è alto, ma almeno è riscaldato. Mario Rui a capito, puoi mettere Ghoulam, ok, ma fai entrare Koulibaly a freddo post Covid senza tanti allenamenti in un calcio d'angolo, non è nemmeno colpa sua, perché la palla è spizzata, quindi ma non hai la reattività, non puoi averla, e dopo non l'ha avuta per tutto il resto della partita. Quindi questi cambi mi sono sembrati più cambi verso il minutaggio, perché Gattuso lo dice spesso, no? Abbiamo messo il minutaggio verso poi le partite successive. Vi ripeto, le problematiche sono tante, e in questo caso noi possiamo affrontarle veramente una ad una. L'importante, e ve lo chiedo, vi scongiuro, non individuate in una sola delle cause il problema del Napoli. Non dite solamente Gattuso, perché Gattuso con l'acqua è difficile friggere il pesce, perché se la società ha detto vai con Mario Rui e Ghoulam, non ti preoccupare, poi puoi adattare Yusai a sinistra, a destra c'hai Di Lorenzo e Malqui, e Gattuso magari, ma io Malquit non lo vedo, ma non mi sordo, quindi a destra c'hai Di Lorenzo e Yusai e a sinistra c'hai Mario Rui e Ghoulam. Attenzione, quindi la società si deve prendere le sue responsabilità per certo ottimismo, no? È la stagione del Covid, se non c'erano gli infortuni muscolari ci potevano essere tranquillamente la positività che ti decimava la squadra, si possono aggiungere, quindi praticamente non si può non dare responsabilità anche alla società. E poi per quanto riguarda certi gol regalati, perché ci sono dei gol regalati, lì l'allenatore ci può fare poco, quando tu invece di buttare la palla in tribuna fai il passaggino insieme all'allenatore, perché evidentemente l'allenatore glielo chiede, gli urla in testa e quindi fa sbagliare anche il singolo di più. Però i giocatori si devono prendere. Secondo inviato, perché devo recuperare i congiuntivi che tengo in tasca. Via. Sapete quell'odore tipico che sta a Roccarasa, no? L'odore proprio di neve, l'odoro. Concetta, l'odoro. Dai, volevo dirvi che con la neve, con la pioggia, con le nuvole e con il sole, se voi comprate un gadget del Caffè Napoli 1926, io non ho più parole, perché significa supporto, significa che voi andate in giro con una cosa, con il logo, insomma, e qualcuno, ma questa maglietta, ma dove l'hai presa? È introvabile. Come che non è introvabile? La trovate su questi store qua, alcune cose la trovate da là, alcune cose le trovate da qua, insomma dovete sapere. Io torno a lavorare perché qua è tutto bianco, devo spalare. Concetta, una mano, no? Solo io, vabbè.
C'è qualcosa che non va, ma mi sa che devo ringraziare qualcuno, perché non è successo qui, ma io devo ringraziare, credo che Anonymous lo voglio ringraziare così, grazie Aldo, e fatemelo ringraziare, ma devo ringraziare anche Marco Basile, perché lo fa in silenzio, lo fa nel silenzio della sua cosa. Il pomeriggio di video per Fragili Mentalmente è stata la cosa più bella della domenica. Sapete perché, ragazzi? Perché l'amico Marco Basile, che voi ricorderete perché ve ne ho parlato, un cantante straordinario di livello mondiale e non scherzo, cantante straordinario di livello mondiale e non scherzo, si è divertito, ha fatto la cover, quindi io non ho ancora cliccato, me l'ha mandata, non l'ho ancora cliccato, la devo ancora vedere e sarà il mio sentirmi meglio dopo questa situazione, insomma, veramente complicata del Napoli. Quindi ringrazio Marco Basile non solo per la donazione, ma anche per essersi cimentato nella cover di Fragili Mentalmente. Molti musicisti mi stanno mandando cose così, li raccoglierò tutti e facciamo un bel remix. Allora, vediamo un pochino. Giampaolo dice: questo inviato ti assomiglia. Giampaolo, benvenuto, tu sei tra i nuovi, mi fa piacere. Si chiama Saverio Solido e io sono Valerio Fluido, lui si chiama Saverio Solido, c'ha una voce un pochino più nasale, ma è il problema degli occhiali che bloccano il setto nasale. Quando levi così la voce diventa normale, quando tu parli invece che aggiungi gli occhiali diventa immediatamente più nasale, perché bloccano la sinusite. Signora, la sinusite! Aggiustate la sinusite. E quindi è Saverio Solido, è il mio alter ego, ce ne sono tanti, imparerai a conoscerli tutti quanti. Amore i limoni, lo riscrivo perché è sconcertante. Fate bene a riscrivere, ragazzi, perché io poi vi vedo meglio. Fa caldo, però devo spegnere scusate un secondo, perché sta cominciando a fare caldo nella stanza. Lo riscrivo perché è sconcertante, ma il tizio che scrive su Twitter è morto. No, vabbè, ma non lascia perdere. Non sono mancati gli insulti giustissimi, l'immediato. Vabbè, lasciamo perdere, ragazzi. Non so le condizioni, mi è sembrata una cosa grave, ci siamo un pochino spaventati tutti. Io nella reazione ho fatto la risata nervosa perché un altro infortunio, un ulteriore infortunio, ha preso una botta, secondo me pesante sul ginocchio, però non lo so. DGM, bravissimo Marco Basile, DGM, cercatelo. Quindi sì, un brutto umorismo che non fa ridere nessuno, e aspettiamo notizie. Sono d'accordo con il nostro amico Bellino, ma dove si è visto mai un allenatore cambia 2 calciatori prima di un calcio d'angolo? È un errore grave, secondo me, li puoi cambiare quando sei in attacco, giocatori in attacco sul calcio d'angolo che magari creano scompiglio. Sul calcio d'angolo una botta sul ginocchio, probabilmente di quello si tratta. Metti in live così sentiamo tutti la cover? Assolutamente no, Luca Leardi, è una cosa mia. No, è perché poi devo ancora capire come l'ha fatta e voglio capire se la voglio sfruttare postandola direttamente oppure mettendoli degli inserti con me, con il mio Luca, lo sai, la vedrai prima degli altri. Ma allora, signora Lodoro, e questo è Saverio Solido che non azzecca una parola così. Trauma cranico fa sempre spavento, perché la concussion, il famoso concussion, bisogna andare a controllare immediatamente. Benitez atteso domani alla Filmauro, questa potrebbe essere una notizia. E vediamo, perché potrebbe essere a questo punto che si delinei l'idea di Benitez, che quello vuole allenare. Noi abbiamo detto Benitez direttore tecnico, Benitez team manager, quello vuole allenare. Potrebbe anche essere che si comincia con Benitez che traghetta fino alla fine della stagione e poi si riflette se dare la squadra in mano ad un nuovo allenatore oppure fare questo ritorno al passato. Ricordiamoci Benitez, ricordiamoci cosa abbiamo visto di buono e cosa abbiamo visto di cattivo. 4-2-3-1 fino alla fine dei tempi, giocatori spalle alla porta, lentezza. Ricordiamoci bene. Il problema vero è che oramai Gattuso si sente esonerato mentalmente. Anche questo è vero, Massimo.
ma stesso lui non vuole continuare, quindi lui vorrebbe, nella sua idea, arrivare fino a fine stagione facendo più punti possibili, magari andarsene sbattendo la porta e dire avete visto, almeno comunque nelle difficoltà ho fatto tutto questo. Le difficoltà aumentano sempre di più e quindi se ne andrà non da vincitore ma da uno che ha cominciato male, poi ha migliorato, ha portato un trofeo, una Coppa Italia, dopodiché ha continuato bene perché l'inizio della stagione, non ce la dimentichiamo, il Napoli vinceva tutte le partite, dopodiché mano a mano si è sgretolato, Calaiò diceva mi sgretolo di fiducia. Countdown. Ma tu dici il countdown iniziale del video, della live, perché quello ci tengo moltissimo, oppure il countdown dei like a quanto stiamo, perché poi io ve lo chiedo e poi non vedo io. Unica consolazione di stasera, pizza e live di Valerio Fluido, top serata per me e per il mio ragazzo. Lud, dai un bacio anche al tuo ragazzo, grazie ragazzi, siete straordinari. Vi voglio un bene dell'anima, lo sapete. Per me va fatta finire la stagione a Gattuso, non ci sono alternative, fuori dalla UEFA, avrà il tempo di preparare meglio le partite. Questo potrebbe essere sicuramente... 400? 400, interessante. Sì, con un solo impegno... Con un solo impegno potrebbe andare meglio anche a livello di infortuni, però ragazzi... Qua puzza dalla testa il problema. Se i giocatori, anche quelli in scadenza, quelli che hanno rinnovato, sanno che l'allenatore non è Gattuso la prossima stagione, se perdiamo, come al solito, se perdiamo distanza dall'obiettivo Champions, questi giocatori sono fragili mentalmente, la gamba non la mettono, quindi con Gattuso o con un altro i giocatori quel 200% non lo metteranno in campo. Allora per questo alle volte il cambio di allenatore serve anche per quello. Era stata data la fiducia a Di Francesco, io credo che Di Francesco stia rischiando, a meno che non è stato già esonerato, non ho controllato. Purtroppo i risultati fanno la differenza. Gaetano top. A Pasqua siamo a metà classifica di questo passo, sicuramente il trend è negativo, amico mio, il trend è negativo. E speriamo che... Viva insieme nel video. Grande Mark. Sì, mi devo organizzare bene, me la vedrò tranquillamente. Ragazzi, ci vogliono i TVB. Subito lasciamo i TVB, che poi non sta dicendo niente di che, godo 4 pere, se ci può stare. Preferirei che Luca Fenotto qui sia un tifoso dell'Atalanta. Distinto mi viene da pensare che magari è un tifoso di un'altra squadra che gode a prescindere per la sconfitta del Napoli. Quindi per questo TVB facciamo partire i TVB, esatto, subito, bravissimi, quindi a prescindere, non ha detto niente di straordinario, non sono insulti eccetera, però secondo me un po' di amore, un po' di bene generale, vedi Rossana, un po' di TVB generale è bene che lo spargiamo nel mondo, un po' di risposte fatte bene, così. Prendiamo Gasperini a mezzo servizio, purtroppo non si può fare. Io poi non lo so se Gasperini comunque ha cambiato il volto all'Atalanta, ragazzi, ma ci ha messo degli anni, bisogna lasciarli lavorare gli allenatori e sicuramente lui ha individuato bene il modo in cui far rendere al meglio questi giocatori, però anche la società che ha individuato bene i giocatori che rendono al meglio con Gasperini. Diciamo anche questo. Da tifoso juventino mi dispiace, avrei voluto un bel pareggio 3-3. E grazie Francesco per la tua sportività, un piccolo sostegno per quel che posso per te e i moderatori, ma io dico, posso a 60 anni soffrire così per il mio Napoli, amico mio Giacomo, vedi adesso si è svegliato anche Mertens, grazie mille, il tuo sostegno a prescindere dalla tua donazione c'è, perché sei un nome che io leggo sempre, che vedo sempre presente nei commenti, nelle live, quindi io sono sempre onoratissimo e tu le hai viste tutte, a 60 anni hai visto il Napoli che vinceva, hai visto il Napoli
cadere nello sprofondo generale, hai visto il Napoli ritornare in Champions tra le grandi e stai vedendo adesso questo Napoli che, ragazzi, purtroppo è capace pure che ci dobbiamo mettere l'anima in pace. È capace che ci dobbiamo mettere l'anima in pace, a meno che De Laurentiis non decide di cambiare completamente gestione societaria, di far entrare delle figure e di imporsi sul mercato in maniera diversa. È difficile recuperare il terreno perduto in questi anni. La Juventus non l'abbiamo mai acchiappata, l'Inter ci ha sopravanzato, il Milan ci ha sopravanzato e Atalanta e Lazio anche l'anno scorso con la Roma. Quindi non vorrei che ci cominciamo a impostare in questa mezza classifica che ci farebbe soffrire tantissimo, perché rischi che non lotti per la retrocessione ma non lotti nemmeno per l'Europa che conta e diventa un Napoli in stile Sampdoria, Fiorentina, Torino, sai, queste squadre qua, e magari un anno ti può andare bene, un anno no. Salvatore Caccavo, grazie mille amico mio, questo è uno sticker bello pesante, senza, non è uno sticker, è semplicemente il tuo supporto senza domanda. Grazie amico mio, e grazie Angelo che si aggiunge a ruota. State recuperando perché avete visto i veronesi che facevano sì. Siete bellissimi. Valerio e Saverio, un caffè a testa, consolazione della serata, continua sempre così. Amico mio, grazie mille. Ti ho mandato, non so se hai visto, credo di sì, perché Angelo è stato uno dei vincitori della giveaway. Ragazzi, se siete nuovi, se per caso qualcuno è nuovo, sappiate che abbiamo fatto delle giveaway, abbiamo regalato delle magliette, delle tazze e delle cose VIP straordinarie, e ho mandato a Angelo Valerio Tullio Valentino, vabbè, Antonio. Gli ho mandato il tracking number perché a quanto pare è leggermente in ritardo, ma sta arrivando amico mio, non ti preoccupare, e non vedo l'ora di ricevere il tuo selfie con la maglietta che ti arriverà, è straordinario. Continuano i TVB, sono bellissime queste cose. Tutta la solidarietà di Angela Torre all'amico bellino Giacomo, alla grande. Ora vorrei delle motivazioni per difendere Gattuso. Amico mio, le motivazioni per difendere Gattuso sono queste: se la società non ti ha difeso e non ti ha messo in condizione di avere una squadra a grande livello per lottare per la cosa così, e quando sono successi i malumori non ti hanno difeso, anzi, perché ci ricordiamo Gattuso e Baldari che non si danno la mano? Lì si era già rotto tutto. Quando Gattuso dice io qua non ci sto più bene, vuol dire che in società qualcosa non ha funzionato. Le colpe di Gattuso ci sono e le stiamo sviscerando da parecchie settimane. Le motivazioni per difendere sono che tutti questi infortuni, tutti insieme, avrebbero ammazzato un cavallo, perché è difficile mettere 10 giocatori in campo, è difficile andare con la primavera in panchina, non hai anche modo di esprimere un'idea di calcio, se ce l'hai, particolare. I problemi poi li abbiamo affrontati, ma non mi devo ripetere, è chiaro così. Però le motivazioni per difendere, se lo vuoi difendere, queste sono: in queste condizioni non so quale altro allenatore poteva far meglio di Gattuso. Non perché Gattuso sia straordinario, Gattuso è un buon allenatore, ma o serve qualcosa di incredibile, no? Mourinho, Guardiola, cioè un allenatore pazzesco. Ancelotti non è quell'allenatore pazzesco, perché Ancelotti è più un gestore tipo Allegri, gestore di campioni, non c'è niente di straordinario. Gli allenatori pazzeschi sono quelli che danno un'impronta di gioco: Guardiola, Sarri col Napoli, non con il Chelsea, con la Juve così e così, Klopp, impostazione di gioco, Mourinho che cambia completamente, non perché il gioco di Mourinho sia incredibile, ma a livello di gestione del gruppo è superiore a tutti quelli che ho citato. Un allenatore normale in questa squadra non avrebbe fatto, mettici Conte al posto di Gattuso, non cambiava niente, non cambiava assolutamente niente. Mettici Pirlo al posto di Gattuso, probabilmente non cambiava niente. Mettici Pioli al posto di Gattuso, probabilmente non cambiava niente. Capite quello che voglio dire? Simone Inzaghi, lungo progetto, si vedono i frutti. Gasperini, lungo progetto, si vedono i frutti. Gli altri nomi che si fanno, insomma, vanno valutati sul lungo, vanno valutati sul lungo. Allora, credo che ADL da imprenditore una squadra top non l'ha mai voluto, dall'anno prossimo sarà una squadra di giocatori mediocri come un allenatore mediocre.
Amico, qua si rientra sempre nel discorso dei premi partita, che si dice, insomma, i premi scudetto, il premio Champions, eccetera, eccetera, che ADL preferisce arrivare secondo senza fare rischio di impresa, e non riesco a darti torto sotto questo punto di vista. Secondo me ADL doveva fare una bella spinta sull'acceleratore qualche anno fa e provare a comprare dei giocatori incredibili per migliorare la rosa anche nella panchina e provartela a giocare fino alla fine. Poi se te lo tolgono gli arbitri, tu l'hai fatto, mi hai tolto il dubbio, ma se te lo toglie l'arbitro e tu comunque hai comprato i famosi Grassi e Reggini e il Sarri quelli aveva, era difficile migliorare quella rosa, il dubbio mi rimane che tu non hai fatto tutto quello che potevi per superare la Juventus in quell'anno particolare. Il dubbio rimarrà, ragazzi, perché questo non vende e quindi diventa complicato. Vero che è difficile friggere con l'acqua, ma se l'olio l'ha ettato con le riserve di Empoli e Spezia. Ok, fammi interpretare questo messaggio. Nel senso che l'olio potrebbero essere i sostituti, cioè la panchina, che comunque non sono andati bene con l'Empoli e con lo Spezia. È un messaggio che devo interpretare, non voglio risponderti. Sviluppamelo. Ma io dico, ma proprio quest'anno che la Juve non sta facendo benissimo noi dovevamo avere sto calo, e purtroppo, Rossana, questo sta succedendo, ma viene meno la Juve ma c'è l'Inter. Prima parlavamo del Milan, io ho sempre detto, e mi dovete dare atto, che il Milan comunque, avendo cominciato così presto, qualcosa doveva pagare poi durante la stagione nel girone di ritorno. Sta avvenendo, io non sono un oracolo, ho delle intuizioni. Avevo intuito che Prandelli batteva Italiano, questo lasciatemelo dire, lo avevo detto ad Angioletto. Vediamo la lezione di calcio di Prandelli. Non è stata una lezione di calcio, ma è stata una lezione sul campo 3-0 senza appello. Vediamo che il Milan sta soffrendo, ma l'Inter non soffrirà, perché senza avere altri impegni può sfruttare quegli 11 forti, ogni tanto ne entra uno, per far rifiatare soprattutto le fasce che hanno questo lavoro dispendioso. Niente di straordinario, non si sta inventando niente, ma i top player ti risolvono la situazione. Signora l'oracolo, un Fonseca, la Roma punta su Allegri, potrebbe essere una soluzione. Fonseca non mi sembra stia facendo male, ma quindi non capisco perché la Roma poi debba puntare su Allegri se la Roma arriva poi in Champions. Questo potrebbe riguardare poi situazioni societarie diverse, se Fonseca magari nello spogliatoio, le cose con i senatori, eccetera eccetera. È difficile entrare nei discorsi delle altre squadre. Se puntano su Allegri, Fonseca potrebbe essere un ripiego di lusso. Siamo fragili senza Sarri. Purtroppo con Sarri abbiamo visto tanta roba bella. Lui, secondo me, aveva capito che era arrivato al limite del ciclo, ha detto io me ne vado, il Chelsea mi ha chiamato, io me ne vado, perché tanto questa squadra così non si può migliorare. Io li ho spremuti, ricordiamoci, perché tutti i senatori poi spremuti, quelli che sono rimasti, e so che più di 91 punti non posso fare, dovevo vincerlo prima. Se n'è andato al Chelsea, poi è andato alla Juve, ha vinto lo scudetto con la Juve, avrebbe vinto anche mio zio con la Juve. E queste. Come la vedi Cavani per l'anno prossimo? Più passano gli anni, ragazzi, più Cavani finisce nella fase discendente della carriera. È ovvio che è uno di quelli che ci ha dato più soddisfazioni di tutti. Adesso facciamo il paragone con gli attaccanti che abbiamo adesso, non c'è proprio paragone. Però purtroppo non sarebbe più il Cavani dell'epoca, sarebbe un Cavani a mezzo servizio. Il Cavani dell'epoca segnava quasi un gol a partita, 104 gol in 3 stagioni in una squadra così e così, in difesa soprattutto così e così, poi in avanti tenevamo una bella tanta roba che si alternava. Quel Cavani là non ce lo possiamo più augurare, questo è il problema. Ne può fare uno ogni 2, comunque sarebbe meglio di niente sicuramente, però il Napoli queste cose non le fa. Eccolo qua, è arrivato.
un like per Cavani in chat immediatamente, e penso che, dato che siamo arrivati a un'ora di live, ragazzi, e siete straordinari, siamo in 400 e io devo ringraziare l'amico l'amico Giuseppe Argento. Salutate Cavani, lasciate il like per Cavani che torna, se lasciamo i like immediatamente, e è il momento dello spottino, il momento che tutti voi non sapevate di aspettare, non sapevate di averne bisogno, adesso vi renderete conto che ne avete bisogno, grazie all'ottimo sempre Giuseppe Argento, fucina straordinaria di idee e di spunti. Non l'ho potuto editare, ve lo lascio così a crudo, senza musica, senza niente, perché il tempo stringe, ma lo apprezzerete, e ci azzecca oggi, e ci azzecca via. Spottino Caffè Napoli 1926. A dove vai? A Brioche. A così ne vengono più grassi. Ma no, non ce n'è. Quando si scatta ombrella? Stanco della solita colazione? Brioscina Zielinski con tunnel di cioccolato, la prima brioscina buona un giorno sì e 10 no. Impazzisco perché poi ci azzecca. Cioè, le brioscine, io chiamo brioscina e do la paternità del termine brioscina ad Angioletto, che la chiama così quando fa il tunnel, no? Brioscina è una brioscina ben riuscita con il tunnel di cioccolato, quindi la brioscina che funziona alla grande, e oggi ha funzionato pure perché comunque Zielinski ha fatto un bellissimo gol, quindi lo spottino ci azzecca. Un like immediatamente per l'ottimo moderatore Giuseppe Argento, che non ne sbaglia una e che mi fa impazzire. Ne abbiamo altre già pronte da tutte le parti, quindi ragazzi, le live vanno viste anche solo per questo, divertiamoci. La brioscina c'è anche alla crema, dobbiamo chiedere a Zielinski, ragazzi, può essere che quella alla crema se l'è portata appresso Milik in Francia, non lo so, solo perle clamorose, veramente, no, ma veramente sono troppo forti, la mia community è straordinaria. Giovanni D'Alessio, il problema maggiore sarà quello di riuscire a trattenere i giocatori che altrimenti andranno svenduti. Parli di Lozano fondamentalmente, perché poi il resto io sono anche d'accordo a fare piazza pulita generale, Cioè, lo stesso Koulibaly, ciao, non fa niente, ciao, sei stato il più grande difensore che abbiamo visto negli ultimi tempi, però chiedergli più di questo, senza, cioè, dopo che gli abbiamo chiesto di vincere lo scudetto, adesso chiedere a Koulibaly, che in potenziale potrebbe lavorare per il Real Madrid, per il Manchester, per il PSG, chiedergli di lottare per un posto in Europa League, non va bene né per lui né per noi. Bicarbonapoli, attenzione, c'è Insigne, mal di schiena, anche questa Francesco Russo, Vale, hai ragione, l'allenatore ha bisogno di tempo e noi tifosi napoletani non siamo in grado di aspettare, anche se dovessimo esonerare Gattuso, alle prime 5 partite perse dal nuovo allenatore ci sarà di nuovo l'out. Ma non c'è dubbio, Francesco, non c'è dubbio. Quando mi si parla di italiano, quando mi si parla di Gotti, quando mi si parla di Semplici o quando mi si parla di De Zerbi, no? De Zerbi ieri, quando è stato? L'altro ieri, non mi ricordo, 75% di possesso palla, mi pare, contro il Bologna in 10 uomini, non sono riusciti a fare un gol, il pareggio e buttati 2 punti là così. Ragazzi, De Zerbi quanto dura a Napoli? Quanto tempo gli diamo per sviluppare il suo gioco, che è un gioco fatto di possesso e di dominio, la cosa più simile che c'è a Sarri dell'epoca in Italia. Quanto dura De Zerbi a Napoli prima che noi diciamo ma non vince partita, a me di questo possesso palla che me ne faccio, non vince le partite? Quanto dura? 4 partite contate. Per fortuna che lo stesso con Sarri ADL ebbe l'intuizione di dire silenzio, il mormorio, ce lo ricordiamo quel mormorio che proprio partiva da noi tifosi. Io per primo dissi
Qua il ridimensionamento è stato pesante con Sarri, non creiamo, non segniamo, prendiamo gol, non siamo forti, eccetera, eccetera. C'è stato l'attesa, la conferma, il cambio modulo, il capire come si doveva giocare, allenatore di esperienza, perché è un allenatore di esperienza che ha studiato tutti i moduli, non era solo il 4-3-3 Sarri, è tutti i moduli, lui veniva dal 4-3-1-2, ricordiamoci tutte le cose, allenatore blindato, fiducia, 3 anni di progetto. Bisogna affidare il progetto e bisogna far lavorare, però essendo presenti come società. Se comincia un qualsiasi giornalista a dire si faccia presto, la esoneriamo subito, perché con il Napoli ancora lì a giocarsela per tutte le cose, e cominciano i mormori e cominciano i Gattuso out, perché poi parte da un giornalista, poi i tifosi vanno a seguito, non tutti i tifosi vogliono fare approfondimento. Ci sta, tutte le piazze sono così, ma lì deve esserci la società seria e forte che interviene, non con il tweet dove dice io non sto cacciando Giuntoli, che ne sai, o il tweet che dice rinnoviamo la fiducia, che si vedeva che era una cosa fatta giusto per. La fiducia si dà che tu senti, è gennaio, Rino, quali giocatori ti servono? Questa è la fiducia. Stiamo in grossa difficoltà, noi ti stiamo vendendo Malqui, Llorente e Milik, che ti servono dei giocatori? O credi di poter fare con Mario Rui e Gulam e con Yusai e Di Lorenzo tutto il resto della stagione? Stavamo ancora su tutti e 3 i fronti. Puoi fare? Perché noi puntiamo su di te. E invece no, già avevano deciso di non puntare, già stavano a telefono per cambiare tutto, ovviamente non fanno mercato. La scusa che non ci stanno soldi ci sta ed è vera, ovviamente non gli fanno mercato perché non sarà lui il prossimo. Gattuso secondo me da uomo serio ha detto io vi ho chiesto solo Bakayoko e non chiedo altro perché tanto l'anno prossimo me ne vado, quindi nessuno potrà dire che Gattuso ha chiesto dei giocatori che sono rimasti sul groppone al Napoli con il prossimo allenatore. Guarda che è importante sta cosa. E lui dice io ti ho chiesto solo Bakayoko, lo faccio giocare e in prestito l'anno prossimo decidi tu cosa vuoi farne. A me mi serviva Bakayoko per fare il 4-2-3-1 e per farti giocare Osimhen e Mertens, perché hai puntato 60 milioni su Osimhen e hai rinnovato Mertens a fine contratto. È chiaro il quadro, no? È chiarissimo il quadro e stava anche funzionando. All'inizio funzionava con Zielinski, Fabian doppio centrale, una cosa che tatticamente non doveva funzionare, funzionava perché eravamo svelti, entusiasti, veloci, precisi, divertiti. Con Bakayoko abbiamo trovato lo schermo, gioca meglio Fabian, gioca meglio Zielinski può giocare più avanti, può far rifiatare Insigne perché non abbiamo il vice Insigne, ragazzi. Elmas non è il vice Insigne, Lozano è il vice Insigne, ma poi significa che Lozano le deve giocare tutte perché metti Politano dall'altra parte. Capite quando io faccio il quadro generale della situazione e mi sto allungando, ma purtroppo non posso fare altrimenti per farvi capire nel profondo. Dire Gattuso out non ha senso se non vai nel profondo. Adesso Gattuso out, sì, è chiaro, perché siamo arrivati a tutto questo, ma nel profondo le radici di tutto ciò vanno individuate nella gestione di un progetto, se c'era un progetto o se si naviga a vista. Zielinski sarebbe un vice Insigne. Allora sì, Fabio, va bene, ma sempre perché il jolly che adatti nelle varie cose. In questi giorni si è parlato di Younes era il vice Insigne. Younes era quel giocatore uguale proprio a Insigne, uguale, con rientro sul giro, aveva più dribbling di Insigne, e il gol che ha fatto, che mi ha mandato Evelyn su Instagram, ha tirato fortissimo l'Indoset, non era a giro, proprio quando i giocatori cambiano aria e giocano bene. Younes era un vice Insigne. Zielinski no, Zielinski dove lo metti, la tecnica che ha, comunque la partita te la porta a casa, un po' è mezzala, un po' è trequartista, un po' può giocare a sinistra, un po' può giocare a destra, ma non è il giocatore che tu dici Zielinski è il vice Insigne. No, nella gerarchia Zielinski deve giocare con Insigne, da qualche parte con Insigne, perché è quello con più tecnica che abbiamo in squadra. La Brioscina non è un caso.
Perché non ha messo Zielinski esterno ed Elmas nei tre di centrocampo? E questa è una cosa che a Rino Gattuso si può chiedere. Secondo me lui, allora oggi non erano tre a centrocampo, chiariamo questa cosa subito. Oggi il Napoli era 4-2-3-1, punto e basta. In fase difensiva 4-4-2. Oggi era chiarissimo lo schema, non era ibrido, era chiarissimo lo schema in campo, perché Zielinski stava vicino ad Osimhen, ed è anche presto detto, perché l'idea era quella di far allargare Osimhen, di far portare via il marcatore, e Zielinski si doveva inserire al centro. Guaglio, il gol arriva così. L'idea di Gattuso era giusta. Chiariamoci, l'idea di Gattuso era giusta, a meno che tu non volevi mettere Zielinski là al posto di Elmas e Elmas sottopunta, ma sappiamo che Zielinski è più pronto per fare il sottopunta vicino ad Osimhen. Quindi 4-2-3-1. Oggi non c'erano tre a centrocampo, assolutamente. Contro il Granada Lobotka punta centrale. Come già fa? Perché poi anche questo è vero, io non ci stavo pensando, non abbiamo più punte, non abbiamo più attaccanti, sono morti tutti, e però ti sei venduto Llorente, hai deciso di toglierti un ingaggio, ti sei venduto Llorente stava guadagnando un minutaggio per forza maggiore, perché a un certo punto Gattuso ha detto fammelo mettere a Llorente, almeno qualche palla alta la posso gestire. No, Llorente via, Gattuso out, Llorente via, Gattuso out. E ci rendiamo conto, Mertens c'ha l'anno che c'ha, non puoi pensare che le fa tutte, devi metterti in preventivo che ti può capitare l'imponderabile. Tu dici non c'è Mertens, posso metterci a Zielinski, e non c'è Osimhen, posso metterci a Petagna. Questo è l'imponderabile. Dopodiché l'impossibile avviene quando perdi sia Petagna che Osimhen che Mertens che Lozano, e con Insigne col mal di schiena e con il Zielinski che le sta giocando tutte, diventa impossibile mettere una formazione in campo. Questi non sono gli alibi, ragazzi, ma è la verità dei fatti. Politano punta centrale, e penso che così andrà a finire, e devi adattare Elmas a destra, che è il nulla più assoluto. Ma mettere a Savelo solido in attacco. Un giocatore tuo, io lo sai Tony, io lo dico spesso, io sono ex terzino destro, mi posso adattare a sinistra tipo Yusai. Massimiliano Zuccaro, Elmas è un bel giocatore ed è un peccato come viene gestito, ma sicuramente Max, noi l'abbiamo visto, da mezzala specialmente non ha fatto male con il Napoli. Ovviamente nelle gerarchie per Gattuso, e qua si può dare la colpa a Gattuso tranquillamente, viene dietro Zielinski e Fabian. Il centrale nel 4-3-3, il centrale deve essere Demme, eventualmente ci adatti Bakayoko, ma è un altro tipo di gioco. Le mezze ali preferite sono Zielinski e Fabian. Dopodiché, quando cambi modulo, è un po' più complicato mettere Elmas in campo, perché può fare il trequartista, può fare l'esterno, però è difficile inquadrarlo in un ruolo ben specifico. Diventa difficile. Ma è vero che con il Granada c'è Mertens, forse già dal primo minuto. Alfredo, questa sarebbe una bella notizia, so che torna, mi dicevano che probabilmente poteva avere qualche minutino, cioè non doveva partire dal primo minuto, perché poi rischiamo di nuovo di peggiorare la situazione, però può essere che di fronte alla grande difficoltà può essere pure che si butti nella mischia. Matteo Florio, sei una persona meravigliosa, amico mio, grazie mille, io faccio il possibile, abbiamo creato una community, quindi sono io con voi e voi con me, per sempre. Il silenzio stampa è un segnale, è un brutto segnale, solo football, è un brutto segnale, nel senso che in generale non mi piace mai. Può essere che sia che porti poi a delle decisioni, quindi il Napoli poi esce con il comunicato ufficiale per Gattuso eccetera eccetera, o può essere per evitare che gli arrivavano insomma le solite domande eccetera eccetera. Potrebbe anche essere visto come difesa nei confronti dell'allenatore, che sarebbe stato probabilmente massacrato di domande difficili. Da un certo punto di vista io lo vedo anche come una questione di debolezza. Quando vai in silenzio stampa è una debolezza, vuol dire che le cose non stanno andando bene e non sai come rispondere e come reagire.
In generale il Napoli non sa come rispondere e come reagire. Il Napoli è l'unica squadra che non fa conferenze pre-partita, fa solo quelle là dove è obbligato, in Europa è obbligato a fare la conferenza pre-gara. Si scocciano sempre quando non Gattuso vuole rispondere, ma Lombardo, Baldari. Ultima domanda, ok, ciao, ce ne siamo andati. Oh, un momento, la gente può sentire i tifosi, il rispetto per i tifosi, il rispetto per i giornalisti. No, ultima domanda, non ti sento bene, passiamo a quello appresso. Chi altro c'è? No, ma tu non mi ricordo, la signora col vestito rosso. Oh, un po' di rispetto. Un po' di rispetto per le figure professionali che vengono a lavorare e devono fare delle domande. Che schifo, che schifo. Voi vi aspettate che io faccia i dissing? Mario Rui fa schifo. Non me ne fotto proprio Mario Rui. Lo schifo parte dalla società. Se così non si risolve mai niente, perché non vieni visto bene dagli addetti ai lavori, non vieni visto bene nella Lega, perché quando devi dire una cosa siete delle merde e fornisce così e non succede mai niente. Il rapporto con la stampa fa schifo, poi dopo ci lamentiamo che ci attaccano su Sky. È normale, perché non ci sappiamo far voler bene, non abbiamo gli uomini adatti per creare dei presupposti. Mannaggia miseria. Davide Paolucci, non so se te ne sei accorto, ma Osimhen lo marcano manco fosse un misto Maradona e Pelé, invece giocatori come Ronaldo. È vero. Davide, però, nello specifico, gli allenatori si ricordano di Osimhen, del primo Osimhen, ok? Delle prime partite, che era imprendibile, e hanno capito questo va raddoppiato, questo va marcato stretto, perché se prende un pochino di campo e di velocità è inarrestabile. Ora noi lo consideriamo un pacco, ovviamente, perché noi dobbiamo attaccarci le cose stesse nostre, eccetera eccetera, ma Osimhen è visto come un grosso pericolo, visto quello che ha fatto all'inizio. Adesso sta al 50% e comunque viene marcato, perché l'Atalanta si ricorda cosa Osimhen creò all'andata, se lo ricordano benissimo. Franco bollato, hashtag Franco bollato, e così gli levi il respiro. No, ma non c'è dubbio. Ho visto, Marcello, sì, ne abbiamo parlato. Anche lì però la questione del vice Insigne è anche quella delicata, perché sai che Insigne non ti dà minutaggio da vice Insigne. Noi mo compriamo Zaccagni, ma se resta Insigne, Zaccagni quante partite gioca? Lo devi comunque adattare in qualche altro ruolo per fargli fare qualche partita, perché altrimenti Insigne è inamovibile, sempre inamovibile. E capisco anche il perché ti fa un lavoro che aiuta la squadra. Oggi comunque ad un certo punto fa l'1-2 con Gulam non ci arriva, si fa tutto il campo a tornare per darla di petto a Meret, se no erano pigliati nato gol. È importantissimo, però è anche un limite, perché comunque quella casella del vice Insigne o è un giocatore che non gioca mai, e quindi quelle poche volte che gioca deve fare gli straordinari e deve impressionare subito, oppure diventa una figura che è difficile anche esserlo. Dove sei? Non lo so dove sei. Cacciamo i like-moni. Resta il fatto che comunque Osimhen non vale la cifra spesa. Rosario, non lo sai, per me la cifra è alta, 50 milioni più bonus, 60, 70, 80, è altissima, però è giovanissimo e, come abbiamo detto, Lozano non vale i 40 milioni spesi e ci siamo dovuti ricredere. Io spero, è una mia speranza, che con un Napoli che risolve i problemi interni, ti ho detto, no, tutti i problemi interni li hai sentiti, perché senza i problemi esterni, noi facciamo fatica a valutare i giocatori, facciamo una fatica bestia, facciamo brutte figure se li valutiamo senza le problematiche che stanno tutti intorno. Capito? Quindi Osimhen potrebbe tranquillamente essere un crack come lo è Lozano, però in una situazione di Napoli che funziona a livello societario, che non lo fanno andare alle feste, che non, capito, sei infortunato, stai recuperando, la festa non fa niente, torna, c'è il Covid, capito? La gestione del ragazzo, il ragazzo giovanissimo, gli agenti, i procuratori, i manager, è troppo più complicata così, è troppo più complicata di così. Osimhen è forte, ma deve imparare ad andare incontro al pallone, se no spesso è anticipato. Bravo Giacomo, è tutto un lavoro nuovo che lui non faceva in Francia sicuramente. Ora ADL deve dimostrare di essere un grande manager. Sì, Costanzo, esattamente sì.
ambiente sempre disfattista, si sentivano le stesse cose un anno fa di Lozano, giustamente. Un mese di stop. Si è capito che cos'è, Angela? Si è capito che è successo? Perché dicono un mese? Osimene negativo agli esami, è stato un trauma grave, resterà nell'ospedale di Bergamo fino a domani. Vale, ma cambiare allenatore ora, quindi allenamento diverso, non è peggio per gli infortuni? Potrebbe essere, amico mio, qui mi aiuti a dire, bisogna capire se tu cambi solo allenatore e ti mantieni i preparatori atletici, perché ci sono dei preparatori atletici che restano nello staff dell'allenatore e c'è tutto uno staff medico che fa parte della società. È qui che io posso avere delle intuizioni, ma non so effettivamente se Gattuso si porta appresso tutti i preparatori, se cambiano il modo di allenare, non lo so, sono domande che farò agli addetti ai lavori. Sicuramente l'arrivo di un nuovo staff si porta appresso anche delle figure che riguardano gli infortuni, eccetera eccetera, e dovranno magari sono bravi, magari sono migliori e riescono ad individuare le cose buone da fare e quelle da non fare. È complicata, è complicatissima. Anche cambiare l'allenatore, ragazzi, non risolvi niente. Alfredo ci dice: sta arrivando Reia, almeno così si vocifera. Anche a me è arrivata questa voce, amico mio, di un'idea su Reia di uomo, ecco, l'uomo che De Laurentiis non ha mai smesso di stimare, che possa fare da padre in questa situazione dove è complicata e ti possa traghettare con dignità. Non ci aspettiamo un gran calcio, ma va bene, va benissimo, perché almeno l'uomo è rimasto nei nostri cuori, a differenza dei vari. Ma Zarrica comunque se ne è voluto gli, perché hanno sabbatico, perché poi voleva andare all'Inter, Sarri che voleva andare in Premier, quell'altro che insomma tutti hanno lasciato dei sapori agrodolci. Reia è rimasto insomma un signore e va bene così. Ragazzi, vi dico una cosa: se volete vedere il basso mettete 20 like e arriviamo a 500. Vedi a Giuseppe come si prende l'iniziativa? Bravo. Mentre saluto Mario che saluta Rita, mentre saluto Angelo, no, ce ne abbiamo già parlati. Immagina, Gattuso non va via, i giocatori recuperano, usciamo dall'Europa League e avendo tutta la settimana per preparare le partite arriviamo quarti. Immagina, puoi. È un wishful plan, sarebbe una cosa, è vista con tanto ottimismo, perché è difficile. Però con i giocatori che recuperano uno potrebbe anche pensare, ragazzi, immagino la scena, no? Gattuso nello spogliatoio, invece di contare gli infortunati, dice: ragazzi, vi ho tutti qua, siete quelli dell'inizio stagione, vi ricordate come eravamo belli, veloci, forti e imprevedibili? Riusciamo a riprendere quella situazione là? Dai, io credo in voi. Urlo di meno, magari, non lo so se urlava pure prima, sicuramente urlava pure prima, adesso le urla danno fastidio perché le cose vanno male, sicuramente prima non davano fastidio. Politano quando segna corre da Gattuso e lo abbraccia e scherzano e dicono: non ti ho sentito, urli troppo, ma non ti ho... Cioè, quando le cose vanno bene è facile anche chiudere un occhio su una situazione complicata, che fastidiosa. Quando le cose vanno male tutto si capito, si accumula e diventa complicato. Fuori dalle coppe e il prossimo anno vinciamo lo scudetto. E qua, capito, cioè se il positivo qua di Angelo qua si va proprio nel segreto più assoluto, proprio the secret a tutta forza. Vai, amico mio, se ci crediamo tutti non succede lo stesso. Non si può vincere lo scudetto, ragazzi. Cavani a 0 lo scorso giugno faceva schifo. Che ti posso dire, amico mio? Sono operazioni che il Napoli non fa. Non lo so se Cavani aveva rifiutato il Benfica, Cavani aveva delle offerte in giro che non raggiungevano la soglia. Lui voleva comunque i soldi, non è che veniva gratis. Lo prendevi a 0, gli dovevi dare probabilmente 10 milioni a stagione o giù di lì, non lo so quanto prende al Manchester, veramente non lo so. Potevi creare un po' di malumore nello spogliatoio, nel senso che è arrivato Cavani frisch dopo essersi fatto le anni che voleva al PSG,
torna Cavani, gli diamo 10 milioni e io Insigne ne devo prendere 7 e io Mertens ne devo prendere 5, cree Cavani che arriva a 10 milioni. Queste cose succedono. Quindi quando si dice perché non prendi quello, devi valutare cosa succede poi nello spogliatoio a differenza così. Quando il Milan prende Ibra, tutto bene perché Ibra ti cambia la stagione, Cavani avrebbe potuto cambiare la stagione, però non potevi puntare su Osimhen, dovevi puntare su Mertens, Cavani e Petagna. Mertens e Cavani vecchi, quindi se succedeva un infortunio dicevi ma sei tu che hai puntato sui giocatori vecchi? Capisci che non ne esci più da questa cosa. Il Napoli ha puntato su 2 attaccanti titolari vecchi a fine carriera. È troppo complicato. Buonasera Sergio, pazienza e comunque forza Napoli lo stesso, sempre, al di là del risultato. Non si paragona Insigne e Mertens a Cavani su tutti i punti di vista. Lo so, non si paragona, però nello spogliatoio questo poi succede a livello di rapporti, di dinamiche. Non succederà nulla, è un nuovo braccio di ferro come è stato per Milik, ora per Gattuso. Domenico, dici tu, non vuole nemmeno licenziarlo e continuare a pagarlo, alla fine sono pochi soldi, non lo so, che poi solamente quest'anno, non è che è tanta roba. Salvatore, io sono d'accordo con te, cioè non riesco, purtroppo analizzo tutte le cose, no? Valuto e soppeso le problematiche dei giocatori e dell'allenatore che ci sono, perché non sono esenti da colpe, hanno fatto degli errori tutte e due, sia la rosa sia il giocatore, però purtroppo nello specifico la società ha troppo una responsabilità generale, perché poi loro fanno delle scelte, loro decidono l'allenatore, loro decidono i giocatori, quindi alla fin della fiera ADL via da questa squadra. Purtroppo la squadra è sua, capisci? Noi la sentiamo nostra, ma purtroppo è sua, l'ha comprata lui. Io manderei Osimhen in prestito a farsi le ossa e prenderei Diego Costa a 0. Diego Costa a 0 pure è un tema che torna spesso, anche lì devi vedere come sta fisicamente, devi vedere quanti soldi gli devi dare per venire a 0. Osimhen in prestito non lo so se ha senso, perché le ossa diciamo che se le fatte, a meno che non lo dai in prestito in Serie A, perché se lo dai in prestito in Serie B non serve a niente. Nelle altre squadre, ha giocato in Germania, ha giocato in Inghilterra, ha giocato, scusatemi, in Francia. Comunque Cavani vi vede che non avete messo il like. Mi sa, ragazzi, che c'è l'ultimo intervento, perché a 500 ve lo siete meritati. Bravissimi. Ultimo intervento di Saverio Solido. Nella notte scura, perché lui fa anche delle grandi previsioni, quindi ascoltatelo attentamente. Amici bellini, rumori incredibili notturni, perché i servizi durano fino a tarda notte, ma io lo sapevo già che il Napoli avrebbe vinto questa partita. Taglia, concetto, facciamo la parte quello là che abbiamo perso. Amici bellini, di notte, rumori, cose varie. Purtroppo si sapeva già che avremmo perso questa partita e purtroppo la situazione era quella che è. Taglia, facciamo quell'altra in casa, può pure pareggiare il Napoli, che ne sai, partiamo e vinciamo sempre, dai. Amici bellini, un pareggio che sa di brodino, diciamo, si dice così, no? Il brodino, però un pareggio, sai, può essere un punto guadagnato rispetto a una situazione che insomma era tragicomica, gente che attraversa, gente che rischia così. Dai, che qua Concetta, ho detto taglia che facciamo brutti. Karim Abash nella neve. Vai Concetta, dai, ciao. Io ho difficoltà, sapete perché ho difficoltà? Perché nel frattempo che l'inviato fa le sue cose, eccetera, eccetera, sta succedendo di tutto
fuori dalla mia porta sento rumori incredibili, gente che urla, che grida. Fatemi salutare Giovanna Fusco, che in realtà si chiama Giada, quindi un bacio a Giada. È il tuo sogno, io faccio di tutto, amica mia, assolutamente. Diego Costa gioca in Brasile, quindi togliamoci questa cosa da mezzo. Evidentemente lo hanno ingaggiato, meglio così, Sandro, meglio male, meno male. Nostra Solidus, capito? Bellissimo. 500 like per il basso, 2 opzioni, Houses of the Holy e Living Wreck del Deep Purple. Faccio cazzo, farmi rispondere così. Vado in grossa difficoltà, però dobbiamo prendere il basso a prescindere, magari andiamo di improvvisazione, vediamo un pochino. I Deep Purple però, i Deep Purple ci piacciono. I Deep Purple ci convincono e noi con calma qualche cosa uscirà. Allora, ADL non spende per i giocatori, mica vero, ma mica vero. Ha pagato 70 milioni Osimhen, li spende i giocatori, ha pagato 20 milioni Bobotta, ha speso quello che doveva spendere per Politano, per Lozano, forse li spende male. Questo forse è il problema, forse è consigliato male. Ok, dovreste sentire, datemi conferma che sentite tutto. Datemi conferma per sentire tutto. Pablox, ciao, come stai? Assolutamente conosco Devi, è un genio, Devi è una di quegli orgogli italiani. Non molti sanno nei milioni di suoi seguaci che lui è italiano, però penso che si è capito poi dall'accento, no? Devi è un genio dello strumento, è un genio del fare social, è un genio di YouTube, ha capito come si fa, lo fa bene, si rinnova sempre ed è veramente, veramente un grandissimo esempio di chi è riuscito a diventare virale da bassista, che non è una cosa facile, assolutamente, veramente, veramente forte. Io per essere virale o devo fare i remix della signora Maledetti, o faccio queste cose qua o devo parlare del Napoli, che mi aiuta a parlare. Esito dell'esame negativo, non starà fuori un mese, sì, mi hanno detto 15 giorni, quindi comunque 15 giorni senza punte. Speriamo che Mertens sta bene, perché altrimenti diventa complicato. Vai che puntiamo alla Conference League. Davide, ancora non so questo fatto della Conference League, credo che non parta da quest'anno, non è il 7° posto di quest'anno che ti dà la Conference League, ne parlavo anche con altri amici, credo che il primo anno di Conference League ci vada chi esce dalle eliminatorie dell'Europa League e poi dall'anno poi successivo la 7ª del campionato italiano va in Conference League, credo, anche perché se tu vedi le classifiche della Serie A ci sono i colori, no? I primi 4 che vanno in Champions, poi quei 2 colori Europa League diretta ed Europa League con le eliminatorie, poi la 7ª non è colorata, quindi non credo che si vada in Conference League, si arrivi 7° quest'anno, non credo, però devo informarmi, perché ancora non è una cosa non è una cosa che ho approfondito, ecco. Il Granada ha perso con l'equivalente spagnolo del Crotone, signora io impazzisco. Amico mio, questo ti spiega 2 cose. Ti spiega prima il fatto che tutte le equivalenti del Crotone, nel senso tutte le squadre scarse possono fare il colpaccio dappertutto. Vedi, Legacy, faccio 2 esempi per la Juventus, ma non me ne vogliate, il Crotone con la Juventus, perché così, il Benevento con la Juventus, o lo stesso Napoli con la Juventus. Il Napoli è una squadra in difficoltà, riesce a vincere con la Juventus perché
perché tutte le partite sono diverse e perché il doppio impegno Europa-campionato ti porta via tanto. Questo ti fa anche capire che il Granada con noi ha dato tutto quello che doveva dare, senza fare cose straordinarie, ma comunque hanno portato appresso il risultato, portato avanti il risultato e pagano poi dopo in campionato. Noi paghiamo sia quello che Maria Stella, perché praticamente non siamo in grado né di risparmiare energie in Europa e poi andare bene in campionato, né viceversa. Quindi male il Napoli, che non è riuscito a imporsi sul Granada, che non è questa squadra straordinaria, è una squadra quadrata che gioca abbastanza bene, ma non è questa squadra straordinaria. E ti dimostra che tutte le squadre, se tu non fai quello che devi fare, possono fare il risultato, perché siamo ad alti livelli, stiamo parlando di professionisti, e quindi non esiste la squadra Materasso che è battuta in partenza. Solo il Napoli in questo momento è battuta in partenza, perché non ne vinciamo più una. Vogliamo fare una petizione per qualche sceicco cinese? Per chiamare il cinese, no? Ragazzi, purtroppo la petizione siamo arrivati penso tipo a 400 film, non lo so, se non l'avete ancora fatta, la petizione dove io parlo di De Nicola, ma in realtà io chiedo alla società di strutturarsi, la trovate nella descrizione di questo video. Cliccate sopra, trovate petizione, cliccate e la firmate. È già arrivata in giro, non so se la società, però è arrivata in radio, è arrivata da giornalisti importanti, quindi si sta spargendo la voce. Il dubbio secondo me lo abbiamo installato: se arriviamo a 500 io li inchiodo, cioè mi deve rispondere proprio Baldari, mi deve rispondere Lombardo, perché li inchiodiamo di fronte a una richiesta di una community che parte da New York ma che attraversa tutto il mondo, tutta Napoli, la Germania, l'Inghilterra, la Francia, il Messico, la Colombia, il Brasile, tutta la community mondiale che segue il Napoli ha parlato, vuole che il Napoli sia più strutturato a livello societario. Ci farebbe piacere De Nicola, sappiamo che De Nicola non fa i miracoli, ma con lui facevamo i miracoli, perché per proprio la prevenzione degli infortuni. Se arriviamo a 500 io li inchiodo, secondo me, quindi andate a firmare la petizione. La petizione per far vendere ADL diventa un pochino più complicata, secondo me. È più facile che riusciamo a convincere ADL a riprendere a De Nicola e a chiamare un team manager come avevamo De Matteis, un segretario tecnico come ci ha detto Emi Scouting, una figura che faccia da media, che aiuti la squadra e l'allenatore nei momenti difficili. È più facile quello che non che ADL venda, perché te ne figli. ADL sta pensando già a quale figlio deve poi lasciare il Napoli. Uno sta a Bari a fare esperienza, l'altro sta facendo il vicepresidente. Meno 24, dai che ci arriviamo, dai ragazzi, vorrei arrivare a 600 like in realtà, Marat, sono presuntuoso stasera, credo che possiamo arrivare a 600 like, c'ho il basso in mano, quindi si può anche fare, Vale per me, il problema deriva dal fatto che abbiamo una primavera che fa ridere, quello fa parte di tutti, quella è una conseguenza, non è una causa, Sangoku, non è una causa. La conseguenza del non preventivare, del non programmare, del non pensare troppo al futuro e pensare solo all'oggi. Fammi vedere un attimo, fammi vedere un pochino. Caputo, devi capire che io cerco di prenderli tutti. Scrivilo tutte le volte che vuoi, non c'è problema, ma purtroppo a me non mi compaiono sempre tutti, perché è YouTube che poi le deve mandare a StreamYard, che poi mi arrivano tutti insieme, e quindi vai tranquillo. Avevo letto questo qua che volevo prendere, all'ennesimo urlo Totò avrebbe detto: scusi, lei è Zotico? Talking Heads Psycho Killer la conosco? Sì, la conosco, amico mio. Non la voglio improvvisare, ma scusi, lei è Zotico è una citazione importantissima che dovrebbero cogliere gli amici bellini in chat. Scusi, lei è Zotico? Sì, risponde quello. Che film è? Immediatamente. Non scordiamoci che abbiamo cacciato Insigne e Izzo dalla primavera.
Cacciato. Vabbè, Insigne era nostro e abbiamo mandato a fare quello che doveva fare al Pescara, no? Bravo, bravo, bravo. Bravissimo. Eziolino Capuano, qualcuno ha detto. Che ne pensi di Garay? Attualmente svincolato, potrebbe dare una mano in difesa. Mi è arrivato pure a me sto nome, non lo so, sinceramente non lo so, perché poi, ragazzi, bisogna giocare di squadra, non lo so se l'arrivo di uno svincolato in difesa ci fa giocare meglio, sinceramente. Allora, Petagna ancora non sta bene, così mi risulta, Angela. Cavaliere costui è uno zotico. Bravissimi ragazzi, ho visto il Toto Truffa che l'avete beccati, bravi. Benevento in 10. A proposito, come sta andando la partita? Come sta andando? Perché io non me la vedo perché sono in live che preferivo, eccetera, eccetera. Ma siamo all'89esimo? Pensano poco, potevamo. Pensano poco, come sono ottimista. Potevamo rosicchiare 2 punti alla Roma se vincevamo. A 600 esce Concetta. Pensano poco che sto pensando a Roma sta pareggiando con Benevento, dovevamo approfittarne, ma che vuoi approfittare? Un saluto agli amici sudamericanos, amigos, Jorge, Tuto, Ivan e tutti gli altri. Jorge mi scrive sempre, ragazzi, Fabio lo sai, mi ha scritto durante la partita 3-2, vamos, era convinto, Jorge, il giornalista colombiano era convinto che ci sta guardando le partite, si sta guardando più partite del Napoli che le partite del Santa Fe, è diventato tifoso, grazie a voi della community. Jorge mi manda i messaggi e non lo sa che io durante la partita il cellulare sta buttato di là nell'altra stanza, lo tiene Concetta chiuso in un cassetto. Mamma mia, rumori pazzeschi, cioè la motoretta nella camera da letto è una cosa che non si può spiegare. Provo vergogna, scuorno, uomo che sconforto e la paposcia cresce. Povero Balotelli, è proprio lui che prova tutte. Le sentite le motociclette? Io non me le invento, se le sentite anche voi non me le sto inventando. 6 partite perse nelle ultime 12, la situazione ci sta scappando di mano, non capisco neppure il silenzio stampa, nulla, questa è mancanza di rispetto verso di noi, lo capisco, io il silenzio stampa te l'ho spiegato, amico mio, è un tentativo bieco di evitare domande scomode e o di uscirsene poi con l'esonero, non lo so, però è una cosa inaccettabile, lo capisco, la situazione ci sta sfuggendo di mano, è evidente, noi abbiamo parlato di un'involuzione progressiva e c'è stato quell'attimo, quella scintilla di buon umore che ci ha dato la vittoria con la Juve, ma sappiamo che quella è una partita a sé, no? Che dove trovi anche motivazioni più importanti. E il viola canadese che invece stavolta esce vincitore da questa giornata, ci dice: cari amici bellini, meritate di più, vi sono vicino, caro amico Gabe, grazie mille per la tua donazione e per la tua vicinanza, nel caso nostro anche effettivamente geografica. Sono contento del 3-0 della Fiorentina, sinceramente, perché anche quella è una squadra che merita di più, e quindi in questo caso siamo a condividere un destino di tifoserie che meritano di più, sicuramente. Fabio Meloro: nessun allenatore può fare miracoli a Napoli, la rosa è mediocre, la forza è quella, mettiamoci l'anima in pace. Gattuso non arriva alla prossima giornata di Serie A, e infatti è facile, è plausibile, ora dipende da chi è stato contattato, se sono già pronti. Lello Kawasaki, non ce l'ho pronta, amico mio, non ce l'ho pronta. Che fuoco di paglia che siamo stati ad ottobre, e in effetti proprio così. Marocchi, simpaticissimo a Sky, Gattuso poteva anche venire a rispondere alle domande, non avremmo mai sparato sulla Croce Rossa. Finissimo, di una grande
Ah, bellissimo questo messaggio, fatemelo leggere. Ventura e Decane sono liberi, speriamo che ADL non lo sa. Grande Caputo di nuovo non vuole sapere niente con un super sticker, grazie amico mio, grazie mille. Datemi 6 like, datemi giusto questi 6 like residui, non vi chiedo 600 perché mi rendo conto, ma già questo è un miracolo, siete straordinari. Datemi giusto questi ultimi 6, giusto questi ultimi 6. Ma un Decanio lo trovo molto preparato, fece bene anche a Napoli al passato. Mario, posso dirti una cosa? Siamo in 300, nessuno ci sente, poi dopo la televisione lo stesso Decanio non credo che ci sentirà, anche se l'urcano, quindi riportano. Vi devo dare un'opinione molto precisa su Decanio. Decanio per me è un ottimo, come dici tu, è preparato e mi piace come spiega, che mi piace ascoltarlo perché capisco delle cose che vanno più nel profondo, piuttosto che l'opinione del giornalista. A me interessa l'opinione del tecnico, come fa Rastelli. Decanio penso che abbia un problema, ha un problema di comunicazione, si impappina. Allora voglio sperare che magari nel chiuso dello spogliatoio non si emozioni e spieghi meglio le cose, eccetera, eccetera. Però in televisione mi dà l'impressione che ogni tanto mentre parla senza la lingua, non gli vengono le parole e ci mette 3 ore per spiegare una cosa che è evidente, perché qui Maksimovic doveva già. Allora vedi, non è solo un'intuizione mia, ci vuole un po' di ritmo. Io sono un fanatico del ritmo. Bravi, no, ci possiamo arrivare. Allora ci possiamo 666 like, ci possiamo arrivare. Io che sono un fanatico del ritmo, ma per forza di cosa, no? Cioè, lo vedete, io quando faccio una pausa il ritmo, Gio Bellecchi, te lieva Nanz, il ritmo, no? È data anche dalla mano. Il ritmo è troppo importante, allora io traslo il ritmo anche nei video che devono essere ben editati, perché sennò se non hanno ritmo i video voi li evitate, invece io li edito in modo tale che il ritmo è importantissimo. Se purtroppo una persona non ha il ritmo perché è stanca, perché magari non ce l'ha di indole, eccetera, eccetera, io adoro, secondo me Decane è molto preparato, però ho la paura che sia uscito dai radar delle società e del fare l'allenatore attivamente per questo motivo qua, che i giocatori stessi, mister, arriviamo al conquibus, che cosa ci vuole dire? Che cosa ci vuole dire? Un poco money. Money straordinaria perché in 7 ottavi. Poi 5 sedicesimi, 5 48esimi. Bella vita, ci vuole ritmo, rigore per la Roma 95esimo, non ci posso credere. Allora, un nome un po' pazzo ma anche per divertirci, Zeman. Ma Valerio, dove sei? Napoli o provincia? Nato e cresciuto a Fuorigrotta, amico mio, a Piazzale Vecchio di fronte allo stadio, non poteva essere altrimenti. Con Zeman sì, magari sì, però anche credo che in questo caso anche lui possa soffrire del fatto che anche lui ha la sua età e quindi anche lui con questa flemma, la sigaretta, la flemma, magari con lo svapo. Con lo svapo devi correre, perché se non corri è difficile. Dobbiamo fare la fase difensiva bella alta, voglio dire, non è rigore, punizione dal limite, ok, rigore annullato, rigore Roma 97esimo, 0-0, ma era rigore, non si sta capendo niente. Ultima ora, silenzio stampa dettato da un summit, o un summit, ma alcuni dicono summit alla latina, tra ADL, Chiavelli e Gattuso. E chiedo a te, Fabio Versatile, ma tu già sai
Perché Chiavelli deve fare il summit? Perché Chiavelli, che è l'uomo dei contratti, deve entrare in queste cose così? Non è la figura che voglio io. Basta con questi Chiavelli, Chiavetti, i Chiavini e le Chiavette. Basta Chiavelli. Perché il summit lo deve fare ADL, Gattuso e Giuntoli, senza Chiavelli, oppure se ci fosse un team manager, un direttore sportivo, un segretario tecnico. Chiavelli è l'uomo dei contratti. Non mi piace quella figura là, non mi piace. Tre luminari. Non mi piace. Ti può venire anche lo sceicco, ma ti può andare male lo stesso. Vedi Arsenal e Tottenham, presidenti con soldi ma tanti, ma più di Europa League o niente non riescono a fare in campionato. Davide, hai ragione, ti può andare bene come ti può andare male. Vedi anche quello che è successo ai cinesi appezzottati prima del Milan, ai cinesi adesso dell'Inter. Attenzione a Chris Nard. Ciao Vale, sono il fidanzato. Lo so Chris, lo so. Grazie per allietarci di questa amarissima serata con questi riff di basso, con quello del cinese ci hai fatto morire. Grande amico mio, lo so che voi state insieme. Lo so, vi seguo da dietro, vi lurco. Vi voglio un sacco di bene a tutti e due. Valerio, Juve e Napoli quando la recuperano? Amico mio, non lo so, si parlava di maggio. Fatto sta che è tutto falsato, perché potrebbe essere una partita dove tu sei già lontano da certi obiettivi e quindi non dai il massimo. Magari, hai capito, ti servivano quei 3 punti prima, perché oggi magari se avevi quei 3 punti è tutto falsato. Il viola canadese, Marocchi simpatico come un ragno nelle braghe, e caro Gabe, so benissimo che ti sei mantenuto con questa similitudine, con questa comparazione con il ragno tra le braghe, molto fine, apprezzo tantissimo. E lo stesso Fabio Versatile ci lancia un caffè, e io ringrazio sempre tantissimo, tantissimo ragazzi, è un tran. Insomma è finita. Insomma è proprio finita. 0-0 tra Juventus, stavo dicendo, tra Benevento e Roma. La Roma, fatemi dare uno sguardo a questa classificaccia, dove praticamente l'Atalanta ha rosicchiato 2 punti alla Roma, quindi sta a 43, la Roma a 44, si salva dall'aggancio della Lazio, e il Napoli sprofonda tranquillamente perché stiamo lì a 40 con la Juve che deve ancora giocare e che potrebbe allungare e potrebbe approfittare. Vedi come funziona poi. La Juve potrebbe approfittare di questo passo falso della Roma e riportarsi tranquillamente in solitaria al terzo posto. Mentre l'Inter ha allungato sul Milan, diventa interessante quello che succede là. L'importante, ragazzi, non voglio assolutamente, ma ora voi mi prendete per pazzo, ma per me è molto importante non perdere il 7° posto, per una questione di orgoglio, cioè il Sassuolo, il Verona, la Sampdoria, ci sono 5 punti, no? E abbiamo una partita in meno dal Sassuolo. Non posso sopportare, vogliamo essere l'ultima delle 7 sorelle, perché ci è andato tutto male, perché siamo stati un po' sfortunati con gli infortuni, la gestione, il mercato, tutto quello che volete voi. Siamo stati sfortunati, stagione veramente tremenda e disgraziata. Non posso sopportare di perdere il contatto con il 7° posto, non lo posso sopportare. Lo so che i giocatori non se ne fottono proprio, che arrivano 7º, 8º, 6º, 5º, 10º, 11º, per loro non fa nessuna differenza. Per me fa una grandissima differenza, perché si perde la faccia, si perde l'orgoglio. Se il Napoli, che qualcuno individuava essendo con grande ottimismo, può lottare per lo scudetto, non poteva mai lottare per lo scudetto con Osimhen al posto di Lukaku e con Mario Rui al posto di Hernandez, con Yusai al posto di Hakimi e non si poteva lottare per lo scudetto assolutamente, senza Ibra, senza Ronaldo, senza Immobile, senza Dzeko, non si può. Però non posso accettare che scendiamo sotto il 7° posto, e non mi sto accontentando. È grave, è fallimento, lo dico che è fallimento. 7° posto, fallimento quest'anno, perché potevi lottare per il 3° o per il 4° posto, per quanto mi riguarda, ma non posso accettare che perdiamo il 7° posto. Non posso accettare.
Allora, c'era un rigorino. Ecco qua, vedi Matti, me l'hanno detto, me l'hanno detto e se ne è parlato, poi è diventato... Fammelo sapere tu. Ciao Vale, io vivo e lavoro a Padova, non puoi capire che tortura entrare in ufficio il lunedì mattina dopo partite del genere dove parlare con i colleghi juventini, interisti, lo so. Francesco, tu devi solo rispondere che loro dovrebbero tifare per il Padova. No, però magari pure loro sono in trasferta come te, non puoi rispondere neanche questo. Vedi tu, se sono magari di Padova, tu ti sei trasferito, non lo so, dici che è facile essere tifosi della Juve e dell'Inter che vincono sempre. Il vero eroe sei tu che tifi per il Napoli senza avere grandi prospettive. Amico mio, è una cosa da pianoforte. L'ottima Polly è diventata virale, la nostra moderatrice, suonandola al pianoforte. Col basso non avrebbe tanto senso, però mi posso organizzare. No, il rigorino Alfred penso che parlava della Roma. Ah, bevi, sì, avete ragione. Avete ragione, grazie Angela, grazie Falco, avete ragione. Bravi tu, bravi voi. Complimenti al Benevento, fammi vedere, anima e cuore al contrario del Napoli che sta facendo schifo. Sì. Io immagino lo stato d'animo di Politano dopo aver inventato 2 gol, vedere il quarto gol dopo un cambio. La cosa più brutta è che è stata la migliore partita da tanto tempo da questa parte sua battuta. In effetti, francesi, l'abbiamo detto all'inizio, il Napoli diciamo che se l'è giocata in inferiorità, nel senso che siamo più scarsi, il momento è quello che è, però c'è stata la voglia di fare. Non ho avuto, infatti la mia reazione non è stata reazione indegni, oppure non volevate farlo, eccetera, eccetera. L'impegno l'ho anche visto. Poi ci sono dei momenti della partita dove c'è quello staccare la spina, no? Il pensare da singoli. Fabian, secondo me, dice: mamma, faccio il passaggio di esterno, se mi va bene ho fatto bene a figura, se non mi va bene tanto se la vedono i difensori dietro. In alcuni momenti ho questa sensazione qua e dipende tutto dalla società, ragazzi, perché devi avere le idee chiare, devi dare la sensazione ai giocatori di avere le idee chiare e di sapere quello che ti presenta il futuro, perché un giocatore come Maksimovic, un giocatore come Yusai che giocano a scadenza, un giocatore che ha appena rinnovato Mario Rui, che però sa che il suo allenatore non è più Gattuso, è complicata veramente dare il 150%. Questo Napoli, con tutte queste defezioni, per vincere può farlo solo dando il 150, il 200%, cioè andando oltre le proprie possibilità. Con la Juventus ce l'hai fatta perché Juventus, lo sai che ce l'hai fatta anche con un po' di fortuna e con una grande partita di Meret. Le altre partite diventano veramente complicate da vincere quando tu, capito, ce la metti tutta e comunque non funziona, diventa complicato. Il rigore forse c'era ma era fuori gioco, ok. Per addolcire i nostri ospiti del post Napoli vale un bel pezzo di Pino Daniele al volo, sei un grande, grazie amico mio. Allora, vediamo un pochino, voglio leggere più messaggi possibili, ragazzi, perché siamo alle 2 ore. Vediamo un pochino se riesco a leggere qualcuno che non ho letto prima. Il rigore c'era, ma c'era fuori gioco prima, anche abbastanza evidente. Detto questo, noi da Benevento ci pensano loro a portare alto il nome della Campania oggi. A breve ci supererà anche il Benevento. Cioè, se lo meritano, se lo meritano. Mi hai appena ricordato che Mario Ranieri sta un po' peggio ora. Scusami Angelo, non volevo. Sì, della Roma, fallo su El Shaarawy, non da dove è fuori gioco di Pellegrini. Chiarissimo. Vale, per raddrizzare la stagione servono 9 punti con Benevento, Sassuolo e Bologna. Ecco Carlo, bravo, tu stai guardando al futuro. Non pensiamo al Granata, pensiamo che già siamo usciti, solo che diventa un'ulteriore sconfitta che si mette sul groppone, quindi il morale. Come fai ad arrivare a fare un bel filotto con il morale così a terra? Servirebbe un miracolo.
La verità sta nell'ultimo commento che ti ho mandato. Sto a pezzi per questo Napoli e perché volevo avere torto io e aver esagerato nel vedere le cose. Purtroppo, Andy, tu la stai descrivendo bene negli ultimi interventi, lo sai, ti leggo sempre quando parli della situazione societaria a capo di tutto quello che poi a catena è successo. Non hai torto. Lozano, a differenza di Osimhen, entrava solo a partita in corso. Osimhen anche ad inizio stagione, diciamoci la verità, non si è dimostrato top, nonostante abbia avuto molte occasioni per dimostrarlo. Rosa, non sono d'accordo. Osimhen è entrato nel secondo tempo di Parma e ha cambiato la partita. Dopodiché bene in tutte in quelle che ha giocato con Mertens dietro, molto bene. Non riesco a rivalutare e a cambiare idea su quello che ho visto di buono che mi ha fatto vedere Osimhen prima dell'infortunio. Adesso è impossibile dare un giudizio definitivo perché infortunio, Covid e situazione del Napoli. È impossibile. Secondo me facciamo un errore a giudicare Osimhen adesso. So che non è un'opinione popolare, è impopolare, è più facile dire che non sto dicendo a te, dico in generale, i tifosi trancianti, è più facile dire che è un pacco, eccetera, eccetera. Io vorrei aspettare, non so nemmeno se possiamo aspettare, perché ci serve una punta che segni subito. Questo è il problema, che tu non puoi puntare su una scommessa se vuoi giocartela con gli avversari che hanno le punte fatte e finite. Questo è il problema grosso. Non riesco a prendermela con lui. Trauma cranico, sì, Riccardo, ne abbiamo parlato. Appena ho visto l'inviato mi sono iscritto al canale. Bravo Valerio, da un tifoso atalantino. Grazie amico mio, benvenuto. Noi cerchiamo di divertirci, poi lo sai, sei venuto adesso, lo saprai. Cerco di essere il più sportivo possibile. Quando vedo delle cose, nella reaction mi sono lamentato della simulazione di Mario Rui che viene toccato qua e si tocca in faccia, non esiste proprio. Dopodiché lo stesso grido, mi pare fosse De Ron, non lo so, sembrava che gli avevano amputato la gamba. Cioè io cerco di vedere tutto. Nelle reaction è più complicato perché c'è la foga del tifoso, dopodiché si stringe la mano alla squadra più forte e ultimamente stiamo vedendo molte squadre più forti di noi e quindi stringiamo la mano a chi merita di vincere. Se il Napoli fa 30 tiri in porta contro lo Spezia, loro ne fanno 2 e vince lo Spezia, io dico siamo stati sfortunati, siamo stati imprecisi. Ma se il Napoli gioca male contro l'Empoli e vinciamo, o gioca male contro l'Udinese e vinciamo, io dico abbiamo rischiato tanto perché l'Udinese meritava di più. Quindi cerchiamo di fare un approfondimento qua un pochino più nello specifico sempre, e cercando di fare un po' di intrattenimento, ragazzi, perché si parliamo sulle calce 4-3-3, 4-2-3-1, diventiamo pesanti. Invece no, ogni tanto esce una canzone, ogni tanto esce una cosa e ci divertiamo insieme. Ragazzi, Road to 22. 22. Botta e Pellecchia sta qua. Gio Pellecchia sta qua, è silente, mi sembra silente perché vedi non c'ha più niente da dire, sta qua così. L'anticalcio, il palo della luce, c'ha ragione lui. Oggi c'hanno ragione tutti e Bobotta l'abbiamo visto, Bobotta punta centrale. Io che devono vedere gli occhi miei. Bobotta a un certo punto è finito trequartista, anche lì ragazzi, io Gattuso io non difendo nessuno. Bobotta trequartista l'ho visto mezza volta in Europa League, non può funzionare, non può mai funzionare, mai. Se tu Gattuso mi dici Bobotta a inizio, quando arrivò, disse un centrale ma può fare anche la mezzala di movimento in stile Verratti, l'hai detto tu Gattuso. Dopodiché, quando succedono i casini, società eccetera eccetera, Bobotta è solo vertice centrale. Ma è mai possibile? Tu che l'hai fatto giocare sotto punta in Europa League in emergenza, vabbè. Bobotta è solo vertice centrale, quindi non potevo fare altro. Questo 2 o 3 partite fa, che gli chiedevano se la formazione era obbligata. Non va bene. Non può essere, è una brutta contraddizione, un brutto cortocircuito che mi fa capire che stai lanciando dei segnali anche alla società. Dice io qua non faccio più parte del progetto, che l'anno prossimo me ne vado, non difendo l'acquisto che non ho chiesto nemmeno io di Bobotta è un vertice centrale, non lo vedo come mezzala e me lo ritrovo oggi
trequartista, no, allora mi devi ritornare al 4-3, no, non lo vede Mezzala, quindi lo vede più trequartista centrale. Può mai fare il trequartista Bobotto con quel fisico e con quel... non lo può fare, diciamoci la verità. Gio Pellecchia fondamentalmente che colpa ha? Ma infatti non me la sto nemmeno prendendo con lui, vedete? Io ogni tanto negli sfoghi tattici non me la prendo. Ah, che bel suono, pum, proprio con le casse accese. Negli sfoghi tattici ogni tanto lui prende il sopravvento su Bobotta, ma non è così. 17 marzo Juve-Napoli, se uscite con il Granada. Luca, che notizie, dove l'hai avuta questa notizia? Potrebbe essere, nel senso che se non abbiamo più l'impegno, potrebbe essere così, magari la Champions c'ha altri tipi di impegni, potrebbe essere. Vale, per quanto mi riguarda sono arrivato alla conclusione della stagione, non posso diventare scemo guardando questo schifo, devo recuperare sanità mentale sperando in una prossima stagione buona. Nello, se tu riesci a staccare la spina, ciao, cioè nel senso fai bene, probabilmente ti diverti di più a guardarti un film, non ti biasimo. Io YouTube o no YouTube, quando io ero abbonato allo stadio quando eravamo in Serie B, quindi figurati se mi arrendo adesso. YouTube o no YouTube, ho visto il Napoli di Ancelotti scivolare all'11° posto e arrivare in zona retrocessione con Ancelotti in panchina, figurati se mi arrendo adesso. La situazione è grave, lo sappiamo, lo stiamo analizzando, cerchiamo di stemperare anche, però io non mi arrendo e andrò avanti soffrendo il fegato marcio, il veleno, tutto quello che è così, ma ci mancano 7 like, vedete se li trovate? Io ce n'ho uno qua, me lo metto dopo, quindi datemene 6, se me ne date 6 pure è ben pagato ragazzi, perché c'ho un like qua nella tasca e me lo metto poi da solo, vai con 6 like. Ma perché i tifosi romanisti tranciano in questo modo Fonseca? 44 punti, terzo posto e partono i Fonseca out con un pareggio. Paul Rirola, io ti voglio bene, sai perché? Perché mi riporti sulla terra e mi fai ricordare che abbiamo visto meno Gattuso out noi, anche comprensibili a questo punto, non prima erano assurdi, adesso sono comprensibili da parte di tutti, ma se dicono Fonseca out con la Roma terza in classifica a 44 punti, io vado in difficoltà a difendere questi tifosi romanisti. Poi sappiamo che ogni tifo è pertuso, no, come si dice? Che ogni portuso è port, no, ogni tifo è paese. Mi avete capito, insomma. Concetta, com'era quel detto? Ogni porto è paese, ogni portuso è il fine giustifica. Come si dice? Ok, benissimo. No, perché non so dire i detti in inglese, ogni paese è port. Come si dice? Tutto il mondo è paese, ecco qua. In tutto questa catastrofe siamo a 4 punti dalla quarta posizione, dato per scontato che la Juve vincerà. Hai ragione Luigi. Il problema è che un Napoli che lotta, che fa vedere buone cose e le alterna, si potrebbe parlare, siamo ancora in corso, eccetera, eccetera. Purtroppo è il trend negativo che te lo porti appresso e dici, se faccio una previsione, il Napoli può vincere con Benevento, pareggia con Sassuolo, perde con il Bologna. Per dirti, no? Visto che questo è il trend, questo io mi aspetto, non riesco ad aspettarmi il filotto, capisci? E il filotto è importantissimo se vuoi recuperare 4 punti, perché la Roma, l'Atalanta, la Lazio ne possono perdere una ogni tanto, ma il loro, quando le cose vanno male, pareggiano, muovono comunque la classifica. Noi o vinciamo o perdiamo, non sappiamo pareggiare. L'unico pareggio abbiamo preso col Torino proprio per i capelli, così, ma non sappiamo pareggiare. Ecco perché abbiamo comunque una buona classifica, nonostante il numero delle partite pazzesche che abbiamo perso, perché è un numero pazzesco di partite perse rispetto a quelle che sono le tue aspettative. Questo è il problema. La parola catastrofe mi fa venire in mente anche la parola Castore Polluce, il nuovo probabilmente
sponsor tecnico del Napoli, devo approfondire, può essere una cosa interessante. Ci concentriamo sulle magliette, sul design, sulle cose. Andate a trovarmi sullo store fluido.net, andate a trovarmi sullo store valeriofluido.hoplix.com, trovate i link in descrizione. Visto che questo video è finito e il prossimo arriverà domani mattina alle 9 del mattino, perché non ve lo faccio mancare, lo sapete, iscrivetevi al canale, lasciate i like residui, che mi pare che siamo arrivati a 619 like, quindi è una cosa straordinaria che non è possibile proprio, perché mentre sto parlando quello basta che arrivano gli occhiali e praticamente diventa subito la voce nasale di Saverio Solito. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? Ma Bobotta è uomo da fare il trequartista? Ma dico, Bobotta è uomo? No, dico, Bobotta è uomo da litigare? E con questa vi lascio e vi voglio un sacco di bene. 625, 630, boom, non me ne pazzi più. Questa canzone, che è Smoke on the Water dei Deep Purple, è l'esempio per antonomasia di quelli che sono fragili, no, l'esempio antonomasia di come il basso è lo strumento più facile da suonare male. La cosa è l'esempio classico, no? Quando tu prendi il basso e dici ok, suoniamo Smoke on the Water, la canzone famosa, e il bassista fa e tu dici ah bravo, la sai. No, perché il basso deve fare così e sotto è la chitarra che fa pa 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 pa. Hai capito perché il basso è lo strumento più facile da suonare male, come dicevano in molti, credo Fasolo ha detto, perché non si fa così. Questa la da fa la chitarra da fa. Il basso deve avere il suo ruolo, come Bobotta deve avere il suo ruolo, Bakayoko, Mario Rui devono avere i loro ruoli importanti, definiti, uno schema, uno spartito. La chitarra, così, il basso deve stare tranquillo. E con questo vi ho detto tutto e vi rimando alla prossima, perché veramente non ne ho più, però vi voglio bene da morire e ci vediamo, sapete quando? Presto, prestissimo. Iscrivetevi al canale Telegram e ci vediamo presto, sotto tutti i punti di vista, da tutte le parti, e sappiamo anche se abbiamo un nuovo allenatore oppure no, chissà.